prima da In Outlet, spazio aziendale elettrodomestici grandi marchi. In Outlet Friuli, a Pradamano dietro al Bennett, a Roveredo in Piano dietro a Bartolini. La più bella moda uomo, il total look unico in perfetto stile italiano. Paolo Miotto, stile italiano, via 25 aprile 1, in centro ad Azzano Decimo. L'altra domenica allo Sport Triveneto in poltrona. Bene. Buongiorno, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, un po' umidiccio, diciamo, però dai. Ce l'abbiamo fatto ad arrivare da Pordenone, siamo arrivati con le gondole. Tu Io da sono arrivata da Trieste? Trieste nuotando. Nuotando, beh, perfetto. Adesso vedremo i nostri ospiti come si sono Se appropinquati. sono con le pinne. Esatto, con le pinne, i fucili e gli occhiali. Buon pomeriggio GP. Buon pomeriggio a te. Tutto bene in settimana? bene. Sì, dopo parliamo di Trenitalia. Che cominciamo. Amo molto Trenitalia. Soprattutto la tratta Milano-Trieste è fornitissima, stavo No, ma dicendo. è la parte, sì, è vero, però è la parte Fortissima. dal Veneto in poi che è dolorosa. Dal Veneto in poi, Sì, è benissimo. un dolore. Abbiamo... Buon pomeriggio! Buon pomeriggio Omar. Chi c'è? E c'è una persona nuova che conduce con noi quest'oggi. Perché non gli bastavo più, perché No. come tutti i maschi non ti basta una donna sola. No, Io stiamo volevo avere facendo- l'harem. Allora, che stiamo storia. facendo le prove per il prossimo anno, non so se hai Sì, capito. perché vado in pensione. Non dovresti andare in pensione prima tu di me? Ma infatti vedi c'è già Omar che prenderà il mio posto. Ah, noi praticamente siamo il vecchio e Io- loro sono il nuovo. Vedi, infatti ci hanno messo Villa Serena e la gioventù. Villa Serena, per chi non sapesse, una casa di riposo di Pordenone, ovviamente. Penso che si fosse intuito. Ecco. Pamela Bonesso, beh, ma in realtà la conoscono i nostri telespettatori. Sì, però la conoscevano seduta, adesso finalmente la vedono Ah, la anche i conoscono i piedi, piedi. esatto, e poi scopriremo, nel senso buono, qualcosa di lei. Abbiamo preparato delle sorprese, vero Gemma? Buon pomeriggio. Buon pomeriggio Gemma, buon pomeriggio Ciao a tutti, buon pomeriggio. Ecco, io volevo dire quest'oggi, prima di presentare gli ospiti, che nonostante, per colpa ovviamente del maltempo, non ci siano i campionati dei dilettanti, noi riusciamo ad avere i collegamenti con i nostri inviati lo stesso. Ma chissà da dove. Chissà da dove, però noi avremo gli inviati anche in una domenica dove, a parte la Serie A, non gioca nessuno. Siamo arrivati a questo, siamo proprio forti, no? Vero? Fortissimi. Anche perché, grazie al nostro amico Eddie Pertoldi, abbiamo veramente un gran personaggio in studio e io voglio, sì, prego presentalo, Lo voglio, presento. prego, comando. Buon pomeriggio, benvenuto Claudio Bordon, preparatore atletico dell'Udinese Calcio. Benvenuto. Benvenuto Grazie a voi, Claudio. grazie. Grazie di essere con noi in questa domenica un po' uggiosa. Sì, un po' particolare perché appunto a parte la Serie A è tutto fermo, no? E poi benvenuto Eddie Pertoldi, naturalmente radiocronista ufficiale dell'Udinese Calcio. Pensa che è riuscito ad avere ancora la voce nonostante finalmente ieri abbiamo vinto una partita in trasferta a Bologna. Quanto hai gridato Eddie? No, niente. Abbastanza, soprattutto sul gol, sul secondo gol. Sì, Un bel secondo gol. gol. È stato liberatorio. No, volevo sapere da Eddie, quando Turci, no? Ha parato il primo tiro di Nico Lopez, cosa hai detto? Non è televisivo? Ma insomma è stata un po' una partita, credo insomma, ecco, giocata col cuore. E quindi tutti i dubbi sul fatto che c'erano molti stranieri, molte culture, molte teste e nel momento importante sarebbe stato difficile metterli insieme, beh insomma è svanito tutto al fischio finale quando veramente tutti si sono insomma abbracciati proprio certo. come una liberazione. Lì ho capito che effettivamente Guidolin ha fatto un ottimo lavoro, è riuscito a mantenerli insieme e soprattutto a far emergere quel carattere, quel temperamento in una situazione di estrema difficoltà. Difficile, Questo è... Anche perché uscivamo, abbiamo 3 ore di parlare per No, parlare direi, anche dell'Udinese. aggiungerei un particolare, credo, Certo. a quello che ha detto Eddie. Direi che si è visto che hanno giocato anche per l'allenatore, Sì, è vero. nel senso che il fatto di aver calmierato un po' il gruppo e il fatto di essere stati in ritiro una settimana e di aver tra le righe così fatto un'azione molto di filtro, molto sottile, ha dato questa sensazione che comunque si respira anche nello spogliatoio. Certo. Poi ne parleremo, appunto, dicevo, abbiamo 3 ore, non parleremo solo ovviamente di Udinese Calcio, ma visto che c'è Claudio Bordoni, io invito già gli amici da casa, se vogliono chiamarci in diretta o mandarci sms o WhatsApp. I numeri in I sovraimpressione, numeri non vi sono potete tutti, sbagliare. esatto, sono tutti in sovraimpressione, anche perché è chiaro che lo spogliatoio è una camera segreta, no? È come diciamo il confessionale per quanto riguarda una chiesa o il barista per quanto riguarda un bar, e non mi spingo oltre, vero Andrea Serio? Ma dopo parliamo anche con lui.
Quindi non potrà svegliare tutti i segreti, ma magari potrà dirci delle chicche che non sono conosciute, Sì, no? ma- Del carattere dei giocatori, chiaramente non le cose che servono alla squadra per scendere in campo come sono scesi ieri. Quindi le domande per Claudio Bordon, ripetiamolo ancora, preparatore atletico dell'Udinese Calcio, le potete fare mandandoci SMS, WhatsApp o addirittura chiamando in diretta, i numeri li vedete in sovraimpressione. Vorrei Vediamo- aggiungere solo una Prego, cosina, prego. per quanto riguarda il temperamento e soprattutto l'agonismo. È figlio di una preparazione, quindi cercheremo di capire un po', Esatto. visto che lui è uno studioso continuo, no? Se tu vai a casa sua vedi i miracoli e tutte le cose che possono insomma, riguardare questo tipo di lavoro. E quindi cercheremo anche di capire un po', rapportandolo un po' anche a quella che è la preparazione dei dilettanti, che naturalmente Certo. non può essere così, però insomma cercando di capire qualcosina. insomma. Bene, allora proseguiamo a presentare gli ospiti, Posso Sara. presentare il mio inviato preferito? Lui va No, sui allora, campi aspetta. più allucinanti della Serie Aspetta, D. il mio inviato preferito resta Eddie, però il mio secondo inviato preferito, che va sui campi più allucinanti della Serie D, è Alberto Comisso. Buon pomeriggio Buon Alberto. pomeriggio. Pomeriggio a tutti Alberto. ragazzi, finalmente mi sento in poltrona Finalmente perché all'asciutto, più che è altro. all'asciutto, perché Comunque di dovreste solito apprezzarlo di più, perché quantomeno noi in trasferta siamo insomma, trattati in un certo Siete modo. comodi, So diciamo la benissimo verità. che cosa significa andare nei campi. ma campi dipende dagli dei stadi dilettanti. però, Della B. dipende Sì, dagli stadi, sì, gli però stadi in di Serie genere, B sono un po' insomma. più disastrati rispetto Sì. Ma infatti questo dico. Cioè, So che eri secondo me da contentissimo apprezzare. quando ti abbiamo spedito a mezzo Corona. Lì eri fantastica, Preferito? eri felice come... in mezzo alle montagne ragazzi è sempre mancavano solo le caprette attorno Heidi? allo stadio, eravamo a posto. Come- Oh, che poi Alberto Commisso, oltre a essere l'inviato speciale nostro, l'inviato di punta, è anche l'inviato speciale del GP quando si va a fare serate. E Ah, il lì, GP personale proprio per il tuo. mio personale, allora quando si da fare una serata ad andare, ovviamente per lavoro, chiaramente, in giro Certo, per il Friuli ci Venezia mancherebbe. Giulia, siamo sempre io e Il tuo lui. navigatore. il tuo Potremmo venire fuori anche particolari un po' scabrosi. Da questi- Ricordiamo la Tiriamo trasferta di fuori. Monfalcone. Poi li tiriamo fuori. I sassolini dalla spada. Assolutamente no. Andiamo avanti. No, volevo anche dire che è giornalista del Gazzettino. Assolutamente sì. Bene, andiamo avanti con la Valentina. Benvenuta, bentornata, anzi, Bar Pascià di Casarsa, giusto? Lavori lì. Dopo lei ci dai i pronostici, perché Ban Pascià di Casarsa, io so che sei ferratissima, perché mi hanno detto che hai studiato, e dopo ci dai tutti i pronostici delle partite di questo pomeriggio di Serie A che cominciano più o meno tra 50 minuti. E a proposito di Pascià, mi sposto di qua per presentare Luca Girardi, capitano del Dart Team Pascià, squadra terza classificata alle finali nazionali Fidarta Bolzano. Esatto. Benvenuto, l'avevamo sentito al telefono quel Sì, giorno. in diretta. In mentre diretta. stavano Giocando la finale, giocando la finale del Esatto. quarto posto. Devo dire che è un miracolato, perché tornare solamente col terzo posto, il titolare Silvano, non so come, però lo ha salvato. No, dai, ero abbastanza contento comunque, perché le prime due classificate erano due squadre costruite. Ho Erano capito. due squadre che hanno scelto i migliori giocatori di tutta l'Italia. Quindi non come voi che invece sono giocatori... No, la squadra che ha vinto, ad esempio, da Brescia, aveva in squadra 3 giocatori da Udine, uno dall'Aquila. Certo. Noi invece siamo una squadra, un gruppo Del di amici posto. da bar. Sì. Certo. Infatti io conosco, E vedevo le abbiamo foto che dopo ottenuto questo vedremo. gran risultato dopo Sì. il secondo posto dell'anno scorso. Certo. Bene, al suo fianco Andrea Serio, capitano della squadra Pascià Cordenons, seconda classificata al primo torneo invece di calcio balilla, 11 verso 11. Buon Abbiamo visto pomeriggio. delle immagini spesso, buon pomeriggio, benvenuto. Sì. Dopo Sono quelle chiediamo... immagini simpatiche che ogni tanto... Dopo Andrea poi è ogni tanto anche un mandiamo. appassionato di calcio e in più lui vive, è anche un incarico pubblico a Cordenons e il Cordenons sta facendo un gran campionato, quindi magari Assolutamente, sì. è vero? Ce ne parlerai? Ce ne parlerai Certo, per prima in certo. classifica in promozione, diciamo che è quasi fatta per la promozione. Non si può mai dire Non si- comunque. Giovanni, sai che sono scaramanti? Ma c'è una coppa gigantesca qui, io non l'avevo notata. E la tua? E il terzo è la posto nostra questo? squadra, sì. Vabbè, Il insomma. terzo posto, questo è il primo Questo è cosa il deve primo che essere, è arrivato. l'ha portato via con un tir. Non è più vera la quella del primo. Beh, Vanno bagnate. Complimenti. Grazie. Complimenti per la coppa, la stanno inquadrando. Eccola lì. Bene, adesso la parola la passiamo a Pamela Bonesso che presenta la curva est-ovest, la curva nord è di là. Là è curva nord, sì, perché il nord è là. Sì, però sembra più un Presento Parlamento. Laura, che lavora presso il Bar Pascià di Casarsa. Anche lei è esperta di calcio, devo dire, assolutamente. Poi Paolo Diana, allenatore e atleta dell'AUSU, Associazione Sportiva Udinese Settore Scherma. Benissimo. Salvete, cioè. E poi Ivan Barel, capitano della squadra Guay del Banco, vincitrice del primo torneo di Balilla 11 contro 11. Io vorrei sapere chi ha scelto il nome di questa squadra. Quei del banco è eccezionale. Io direi che è quasi onomatopeico, quelli del banco. E infine Marco
Marco Turchette, che fa parte sempre della squadra seconda classificata al primo torneo di calcio Balilla con 11 contro 11 del Pascià Cordenons. Poi abbiamo anche due atleti giovanissimi. Abbiamo due atleti giovanissimi. Esatto. Abbiamo Gabriele Bianco, giovani del primo anno di Scherma. E poi Anais Gon, che invece è il primo anno allievi. Ecco. Quindi questo è il Benvenuti. nostro parterre. Io direi, prima di fare i nostri primi collegamenti e di cominciare a parlare con i nostri ospiti, oggi il gioco è particolarmente facile, 3 su 3, perché per una volta abbiamo detto, ok, facciamo 2 anticipi, per cui oggi c'è da indovinare solo una partita, quindi se dalla regia ci fanno vedere la schermata con le 3 partite da indovinare, quindi oramai solamente, perché io non ne so niente. Solamente una, vabbè vi dico io, Bologna Udinese era 0-2, Milan Torino 1-1, da indovinare Sassuolo Verona, che appunto non sappiamo cos'è. Io ho giocato, ho azzeccato... Tutti e due? No, ho azzeccato come finiva ma non i risultati, perché io avevo messo Bologna Udinese 1-2, Milan Torino 2-2. Cioè avevo azzeccato la vittoria dell'Udinese. La schedina era giusta. La schedina di un tempo era giusta. Vabbè, quindi, sei indietro. Poi è l'ultima volta che giochiamo col frigo della... Eghe! Esatto, perché siccome il frigo sta andando a male, perché è sempre lì. Il frigo non può andare a male. E vabbè, è 2 mesi che non lo vince nessuno, allora il nostro magnifico sponsor ha detto, bene, invogliamoli con un altro premio. Quindi dalla settimana prossima ci sarà un altro premio. Ma si sa già cosa? Non me l'hanno ancora comunicato. Sorpresona. Me lo faranno sapere. Però una partita per portarsi a casa questo frigo non è male, non è male. Sì. Ma quasi quasi gioco anch'io. Aspetta, prendo l'iPad e gioco. Sì, puoi giocare anche tu, naturalmente potete giocare fino alla fine dei primi tempi, esatto. Quindi 15:45, perché appunto gioca la Serie A, dovete indovinare a questo punto solamente una partita, ovvero sia Sassuolo Verona, il risultato finale con i gol. Potete giocare sulla pagina Facebook, via WhatsApp, potete mandare un messaggino, il numero passa in sovraimpressione durante tutta la trasmissione. Esatto, devo dire che le oltre 50 e passa persone che hanno giocato in settimana su pagina Facebook, nessuno ha azzeccato le 2 partite. Però potete riprovarci. Assolutamente, adesso manca solo una, anche perché poi chiederemo a Claudio. Il Sassuolo oggi gioca una partita un po' particolare, ma ne parliamo tra poco, perché prima dobbiamo ringraziare il nostro sponsor, che è In Outlet è lo spazio aziendale elettrodomestici, che lo trovate a Pradamano vicino alla Bennet, ovviamente in provincia di Udine, e a Rovere d'Empiano in provincia di Pordenone vicino al Bartolini. Spottino! Spot. Passa prima da In Outlet, spazio aziendale elettrodomestici grandi marchi. In Outlet Friuli a Pradamano dietro al Bennet, a Rovere d'Empiano dietro a Bartolini. Se vuoi ti do quello del Milan. Rieccoci qui. Allora, dicevo che forse riagganciandoci appunto al nostro concorso di quest'oggi, che prevede solamente una partita da indovinare, ovvero Sassuolo Verona, Claudio, il Sassuolo oggi gioca con 9 giocatori nuovi su 11 e un allenatore nuovo. Il Verona invece è una macchina da guerra, anche se ultimamente ha perso qualche colpo, va a Sassuolo con la formazione, togli Jorginho che è stato ceduto alla Roma, con la formazione solita. Come si riesce in pochi giorni all'allenatore nuovo che arriva con le idee nuove? 9 su 11 nuovi? La domanda che ti faccio... Ma diciamo che credo che al di là del fatto che Malesani, comunque io ci ho lavorato con Malesani, è un buon allenatore, credo che non è che possa fare molto, si affiderà ovviamente al buon senso, alla capacità di mettere in campo gli 11 rispettando, avrà sicuramente parlato con ognuno, oltre a conoscerli ovviamente per ciò che hanno fatto negli altri club, li metterà giù secondo una logica insomma credo che questa partita non sia significativa per quanto riguarda il risultato fine a uno sviluppo del gioco, quindi sarà importante soltanto il risultato, quindi ci saranno degli ordini di scuderia, immagino io, tali da dire primo non prenderle e poi vediamo, quindi credo che sarà molto affidato alla fase difensiva, alla fase di contropiede, quindi per poi costruire quello che questi uomini nuovi a sua disposizione sapranno fare. Credo che sarà più o meno questo leggevo stamattina sulla Gazzetta, se sia attendibile non lo so, poi vedremo tra poco, che comunque scende in campo con Floccari e Berardi, quindi 2 prime punte immediatamente. Sì, non è che gioca con il 6-4-0. Lui è un allenatore coraggioso. Sì, quello sia che a Udine se lo ricordiamo. Lui è un allenatore coraggioso, è uno che comunque ha sempre giocato un calcio offensivo, poi quando ero a Parma insomma ha fatto questo, ecco, è uno che gli piace rischiare, sicuramente è uno che gli piace il calcio totale, anche
quando allena sviluppando e utilizzando tutti i giocatori, non per reparto, quindi crea delle strategie di comunicazione a livello tattico generali, non per settore. Certo. Bene, allora io direi che oggi c'è anche un altro gioco. Sì, non potevamo farci mancare. Assolutamente, non possiamo farci mancare niente. Cioè, perché... Giovanni non se la poteva Beh, fare. ovviamente, anche perché è stata una sorpresa gradevolissima avere qua Claudio Bordon dell'ultima ora. E ci eravamo preparati un qualcosa per cercare di rendere un po' più frizzante questo pomeriggio uggioso. Diciamo di alzare un po' la temperatura anche, voglio dire, no? Ti Perché? spogli? No, sì, allora va bene, lasciamo stare, che è meglio. Gli ospiti se ne andavano. Io avrei bisogno, vedi, di passare un paio d'anni insieme a Claudio Bordon, forse mi farebbe tornare leggermente normale. Ti sta già guardando con occhi Bastano 2 anni, critico nei Claudio? punti chiave. Ho guardato perché Non capiva dove volevi parare. No, deve capire da dove è iniziare. la classica domanda che viene fatta da chi si sente in colpa, per cui, Ma assolutamente. per cui credo che la prima cosa deve essere lontano da quelle Dalle cibarie. Questo è vero. Allora c'è un concorsone, anzi un sondaggione che proponiamo questo pomeriggio ai nostri ascoltatori, spero proprio che giocherete con noi. Eccolo qua, sondaggione! E allora, Pamela Bonesso, che è la prima volta che conduce con noi, la volete con noi in trasmissione? Quindi commenti, pareri, opinioni e domande. Domande non il numero di telefono. Come mi sono domande? Che domande a lei? Se uno vuole fare una domanda ci chiama in diretta, lei risponde alla domanda dell'amico o dell'amica che ci chiamano. Quindi le linee sono aperte, il numero di telefono è lo 0432 57 11 15, naturalmente sempre SMS, WhatsApp, oramai va così, 348 294 7672. Io vorrei veramente che partecipaste in tanti, perché poi vi farò vedere una particolarità del carattere di Pamela, che insomma, no, è un'altra che ho scoperto, che insomma bisogna stare un po' attenti con questa ragazza, perché lei è tanto bella, buona, gentile, guarda che sorriso ha. L'hai Però fatto un po' con tutte le donne. anche lei quando girano i 5 minuti, però lei è particolarmente particolare, ma questo lo vedremo dopo. Bene, allora... Io non dico, hai fatto tutto tu, Giovanni. Sì, lo so, sono il solito cretino. Allora torniamo Chi si loda si imbroda. Esatto, torniamo a parlare naturalmente, siamo ancora sul vivo della partita che è finita più o meno alle 19:50 di ieri, parliamo di questa bella vittoria, in senso di una bella vittoria perché abbiamo vinto, no? Bologna-Udinese, io come tutti sanno mi espongo, sono da quando avevo 5-6 anni, sono un tifoso dell'Udinese, anzi facciamo un passo indietro perché purtroppo infatti volevo anticiparti, facciamo un passo indietro. Volevo anticiparti perché purtroppo la serata di venerdì è arrivata una brutta notizia per quanto riguarda non solo il mondo dello sport, ma se n'è andato un grande signore, un grande personaggio che ha dato tanto allo sport in generale nel Triveneto e anche a livello nazionale e internazionale. Per quanto riguarda la pagina calcistica, parliamo di Teofilo Samson, per quanto riguarda la pagina calcistica passo la parola a Eddie, perché se non sbaglio Eddie è stato anche il presidente del tuo debutto ufficiale per quanto riguarda le radiocronache. Sì, è vero, è stato il presidente della doppia promozione, mi ricordo che già a quei tempi aveva talmente a cuore l'Udinese che poi andava in ansia, era costretto a prendere delle pasticche, mi ricordo che era proprio vicino a noi alla postazione, e quindi un uomo che poi alla fine ha dovuto cedere proprio perché non reggeva questa tensione, ma è l'uomo che ricorderemo sempre per aver riportato l'Udinese ai vertici, insomma, del calcio italiano. Una cavalcata incredibile, ricordiamo che ha parlato del trio delle meraviglie, no? Teofilo Sanso il presidente, Franco Dalcin e Massimo Giacomini, direttore generale, e Massimo Giacomini allenatore. Ecco, tra l'altro di Teofilo Sanso, se permetti, perché si ricorda sempre del fatto come presidente dell'Udinese Calcio, però lui è stato proprio un uomo di sport, perché tanto pensa, ha scoperto Eddy Merckx ed è stato uno dei grandi sostenitori di Francesco Moser, perché tutti si ricordano quando ha vinto il mondiale nel 77, poi alla Parigi-Roubaix, tutto quello che ha vinto anche al Giro d'Italia, era sempre vicino anche al mondo del ciclismo. Tra l'altro ha portato i mondiali per 2 volte nel Veneto, nel 99 a Verona e a Treviso, e poi nel 2004 sempre a Treviso. È stato sostenitore anche di altre società calcistiche come il Chioggia, come il Conegliano Calcio, ma la pallanuoto. Addirittura l'anno della promozione, della doppia promozione, ha vinto penso 2 scudetti col rugby, perché tra l'altro proprio col Rovigo 2 campionati, il 76 e il 79. Insomma, potremmo parlare ore e ore e ore, però io ho sottolineato questo. Quando mi è arrivata la notizia su Facebook ho detto se ne va un grande signore, un grande uomo, un professionista,
una persona di sport a 360 E gradi, ricordiamo- uno dei pochi, E insomma. ricordiamo anche, grande uomo di marketing, perché Certo. leggendo Importante anche quello. delle carte federali su cosa si poteva al tempo e non si poteva fare, lui ha letto che non si potevano mettere sulle maglie gli sponsor e in Serie A nel 1979 l'Udinese giocava per una partita, ha giocato con la scritta Samsung sui pantaloncini. Neri, con la scritta bianca. Quindi è anche un uomo di marketing, una innovatore, persona ecco. particolarmente intelligente. Quindi naturalmente le condoglianze per tutta la famiglia a Samson, è un grande ricordo per noi che siamo attaccati all'Udinese, perché la domanda è: se non ci fosse stato Teofilo Samson, l'Udinese sarebbe mai tornata in Serie A? Questa è una domanda da farsi, Eddie Pertoldi. Sì, è chiaro che non possiamo rispondere perché non sappiamo come sarebbe andata se fosse arrivato un altro, insomma, però lui ha avuto sicuramente questo ruolo determinante per quanto riguarda il cammino dell'Udinese. A quei tempi non era semplicissimo prendere in mano una squadra che comunque si dibatteva tra la Serie C e la Serie B e lui ci ha creduto, ci ha puntato e naturalmente ci ha messo anche dei soldini perché non è parecchi semplice, anche, voglio direi, dire, no? non è che le promozioni le ottieni così tanto per. E alla fine i fatti gli hanno dato ragione, insomma, e quindi poi c'è stata la parentesi Mazza, anche questa esaltante per certi aspetti, Certo. o meno per altri, e poi naturalmente Pozzo che sì, non serve che spendiamo tante parole, assolutamente. insomma, può essere criticato finché vogliamo, ma siamo lì in Serie A e sempre quasi ai vertici ormai da tantissimi anni, quindi certo. Eddie, scusa, volevo chiederti allora, proprio nel momento in cui nel 90 siamo retrocessi in Serie B, c'erano voci che parlavano appunto di un ritorno di Samson come guida, diciamo così, dell'Udinese, no? Si parlava di quel momento in cui Pozzo aveva mollato per arrivato al comitato dei garanti e si parlava come Teofilo Samson tra i papabili era sempre a rimasto rilevare legato, la società. era sempre rimasto comunque legato all'Udinese. È chiaro che poi sono passati gli anni, l'onere era diverso, c'era un impegno sicuramente più importante e questo probabilmente lo ha fatto desistere, però insomma poi le cose credo siano andate piuttosto bene, ecco, tutto sommato. Benissimo, noi ci fermiamo per 4 minuti, c'è la prima pausa pubblicitaria E poi? torniamo qua, parleremo ovviamente di Udinese, avremo i nostri collegamenti come ogni domenica anche se non si gioca, parleremo... Anche se non si gioca, infatti. beh certo, parleremo di Serie D, parleremo di eccellenza, parleremo di scherma perché lunedì comincia, cioè domani, comincia una bella settimana a Udine di scherma. Viene ad allenarsi una nazionale, quella che vince sempre dappertutto. Ricordiamo, tra parentesi, che la scherma italiana è lo sport che ha portato più medaglie in assoluto alle Olimpiadi. È vero o no? E parleremo anche appunto con i nostri amici della scherma come mai uno sport così vincente non sia così popolare, perché è sotto gli occhi di tutti, voglio dire, no? Ne parleremo naturalmente tra poco, tra quanto? Tra quanto? Tra 4 minuti. Torniamo qui. Sei sicura che sono 4? No, io non sono sicura di niente. Perché dice Soprattutto così se ci sei tu nel mezzo. Però io tra 4 minuti sarò qui con la cartellina in mano. Benissimo, ci vediamo tra 4 minuti, a tra poco. Tra pochissimo. Passa prima da In Outlet, spazio aziendale elettrodomestici grandi marchi. In Outlet Friuli, a Pradamano dietro al Bennett, a Roveredo in Piano dietro a Bartolini. Stile, carattere, prestazioni. Prova una passione integrale. Subaru, il marchio sinonimo di trazione integrale. Sina Auto, tutta la gamma Subaru la puoi vedere e provare da Sina Auto. La passione integrale. Sina Auto, concessionaria esclusiva Subaru per Pordenone e provincia. Noi vi vogliamo sorridenti. Ottoboni Dental Clinic. Siamo un'equipe di professionisti. Vi offriamo i servizi più evoluti per la cura e la salute del vostro sorriso. Ottoboni Dental Clinic. Le nostre cure dentali sono garantite nel tempo, in un contesto rilassante, per offrirvi il trattamento più efficace. Ottoboni Dental Clinic. Noi vi vogliamo sorridenti. Ottoboni Dental Clinic. Passione per il sorriso. In centro a Pordenone, in piazzetta Ottoboni 4C. Fissa un appuntamento senza impegno telefonando allo 0434 27 28 6. 20 anni. 20 anni di birra, di gusto e di splendide serate. La Cerveseria. Ma che birreria! È la Cerveseria. Squisite specialità come il panin con rosto, la nostra nuova specialità. E poi galletto ai ferri, il mega würstel, lo stinco alla bavarese, il cosciotto e la lubianska. 20 anni di Cerveseria. Tanti tipi di birra per i gusti più esigenti. La Cerveseria in Viale Madonna di Rosa a San Vito al Tagliamento.
L'amore per il verde, la passione per i colori. Giardino Fiorito, una vasta scelta di piante e fiori. Il posto ideale per trovare tutti i prodotti per la cura delle vostre piante e la cura del vostro verde. Giardino Fiorito, anche una vasta gamma di piante da orto e stagionali, terricci, vasi in plastica e terracotta. Dove c'è verde, c'è Giardino Fiorito. A Porcia, via Sant'Antonio 18, sulla statale Pontebana. Delizioso! Le pizze, la gastronomia, i mega panini, gli snacks, tutto con i migliori prodotti e tutto direttamente a casa tua. Al Buon Gustaio, se vi siete stufati di cucinare, al Buon Gustaio, tutto pronto. Le pizze con 3 impasti diversi, tradizionale, ai 5 cereali, Kamut, i mega panini, gli snacks, le piadine, le insalatone. Al Buon Gustaio. E se fai una festa, ci pensiamo a tutto noi per banchetti, pranzi o cene. Tutto direttamente dove vuoi tu. Chiamaci al Buon Gustaio. Keep your spirit alive. Nuovo RAV4, da sempre il SUV. Oggi diesel da 23.500 euro. Vieni a provare il nuovo RAV4 presso Carini Auto, concessionaria esclusiva Toyota, Viale Treviso 27A, Pordenone. L'altra domenica lo sport Triveneto in poltrona, beccato. Ecco. È stato beccato dalla telecamera, Andrea. Guarda che dopo quando rientriamo a Cordenone sono affari tuoi, Guarda che questo è il posto peggiore perché qui incombiamo per tutte le 3 ore. Peggio degli avvoltoi. Mettiamo i nostri preferiti qui. Sì, esatto, quelli Vero? che dobbiamo bastonare. Allora, ben ritrovati dopo la prima pausa pubblicitaria, naturalmente l'altra domenica lo Sport Triveneto in poltrona. Io direi rilanciamo il sondaggione di quest'oggi. Abbiamo una nuova presenza a livello di presentazione, ovvero sia Pamela Bonesso. E allora voi mentre la state guardando, adesso la ascolterete anche perché noi non vogliamo quelle vallette, tanto non è una valletta, noi non vogliamo le non parlanti. Allora se vi piace eccetera mandateci la vostra opinione, il vostro commento, se volete fare qualche domanda, i numeri li vedete in sovraimpressione, naturalmente avete tempo fino alla fine della trasmissione, ovvero fino alle 17. Ricordiamo anche invece il gioco dove si vince la lavatrice. La lavatrice? Sì, esatto, la lavastoviglie. 62 mesi. No, era un'asciugatrice, tu sei peggio di me, non era una lavatrice, Ma è dove stata si vinta vince il frigo Serena. da Serena. Ciao Serena. C'è solo una partita da vincere del 2009 Sassuolo Verona e giusto appunto Gemma. Giusta, Sì, è già arrivato un messaggino per il gioco, uno dei tanti messaggi, tra l'altro di una ragazza credo, perché c'è la foto di una ragazza che scusami, ma il telefono di GP oggi è lento, non so se perché ho le dita fredde io. Allora, Sassuolo Verona 2-1. Ecco, Questo ho è appena un... finito di dire che è difficile, invece il primo pronostico è che Sassuolo forse per l'effetto novità, no? Nuova Forse squadra, sì, entusiasmo, nuovo allenatore. forze giovani. E nuovo entusiasmo. E allora io direi con Pamela di andare a vedere quello che è il programma, non solo di oggi, ma il programma di questa giornata di Serie A che è cominciata, ricordiamo, ieri alle 18. Prego Pamela. Beh, ieri è stata giocata la partita Bologna-Udinese Sì. e ha vinto l'Udinese Ma dai. 2-0. E poi Cagliari-Fiorentina 0-1, Milan-Torino No, 1-0. 1-0 Ma c'è una maglia apposta per e Milan-Torino 1-1. Bene, questo pomeriggio cosa succede? Oggi invece giocherà l'Atalanta contro il Napoli, il Catania contro il Livorno, il Chievo contro il Lazio, Roma-Parma, Sassuolo e Verona. Questa sera. Stasera invece la Juve contro l'Inter. E per non farsi mancare niente, domani sera? Domani sera giocherà invece la Genova contro la Sampdoria. E martedì?
Non lo so. Gnocchi. Martedì, Martedì c'è Udinese alle 21. Assolutamente. E mercoledì? Mercoledì invece c'è la partita Napoli-Roma. Napoli-Roma. Roma-Napoli. Per fortuna che ho lui vicino. Per forza ti ho messo lì apposta, così facciamo anche un bel contraddittorio dopo. Certo. Ma poi scegliamo le coppie. Scusate, adesso Edi e Claudio, giovedì c'è qualcosa? Giusto per capire. Giovedì c'è allenamento, ovviamente. Sì, no, ma dico, ma... Cioè, allora, Briscola 3-7 giovedì. rendetevi conto, si è cominciato ieri alle 18, Sì. si finisce mercoledì alle 20, no, alle 20:45, cioè Alle- tutte le sere. Ma Claudio, ma questo non è una cosa un po' allucinante, non solamente giustamente per i giocatori, ma anche per i tifosi, per chi segue il calcio, voglio dire. Ma sembra strano che tu mi faccia questa domanda, anzi me l'aspettavo. Ecco. Credo che dipenda un po' da voi, da questi strumenti, da questi mezzi che da un punto di vista ci permettono così di avere un sostegno economico importante, quindi di fare calcio in una certa maniera, ma d'altro canto hanno il nesso che non c'è continuità, non c'è logica, non c'è scadenza fissa, c'è molto adattamento, quindi anche per noi addetti ai lavori è chiaro che non c'è riposo, non c'è nulla. Quindi Bisogna fare molto spettacolo. Insomma. bisogna spremere molto le meningi, bisogna cercare di essere al passo con quelle che sono le esigenze televisive, ci sono sempre più partite perché ovviamente l'indotto che queste creano è importante e quindi è così. Insomma. Professore, scusi, si parla tanto che in Italia ci sono troppe partite, appunto, il campionato è lungo e via dicendo, ma perché negli altri paesi come l'Inghilterra, ad esempio Francia, Spagna, riescono comunque ad arrivare nelle finali delle competizioni internazionali? Perché? È solo una questione di preparazione? No, assolutamente no. Credo che dipenda innanzitutto dal fatto che in Inghilterra ci sono 4 club importanti, gli altri sono club di livello nettamente inferiore. E anche in Francia e Spagna. Più. In Francia, in Spagna e nella stessa Germania. Di conseguenza i grandi club sono attrezzatissimi, sono organizzatissimi, hanno un parco giocatori che permette loro di fare un turnover importante. Inoltre in Inghilterra, come potete vedere anche in altre nazioni, ci sono partite che finiscono molto spesso 6-0, 5-0, cosa che in Italia non accade. Qui te la giochi anche con l'ultima in classifica alla stessa stregua che te la giochi con la prima. È chiaro che il calcolo delle probabilità che ci sono nei confronti di Juventus, di Napoli, di Roma, di Milan, di Inter, dei grandi club in questo momento pone a loro favore, perché il tasso tecnico e la struttura societaria per quanto riguarda i giocatori è di uno spessore superiore, però te la giochi con tutti, insomma, ecco. Quindi qui c'è molta più tensione, inoltre i media credo che ti creino anche una pressione nettamente superiore. Infatti chi va all'estero nota questa grande differenza. Io ho fatto 1 anno e mezzo in Russia, non esiste l'aspetto mediatico, cioè è molto così di spessore, sì, di spessore culturale importante, ma non è stressante come qui in Italia, ecco. Quindi si lavora meglio, senza tanto... Ma direi che io preferisco lavorare in Italia perché c'è molta più professionalità, c'è meno improvvisazione, c'è molta più scientificità, gli allenatori sono molto preparati, qui in Italia c'è una grande competizione anche sotto questo aspetto, quindi credo che qui in Italia direi con molto senso di responsabilità, direi che qui le cose si prendono veramente sul serio, quindi e anche con un certo orgoglio, direi. Io sono contento di lavorare qui perché ho visto anche come lavorano all'estero, anche valutando un po' quello che è il passaggio agonistico dei giocatori che vengono qui da noi, insomma, ecco. Ecco, Claudio, visto che hai fatto cenno al tuo periodo in Russia, facci un attimo un curriculum da quando hai cominciato, giusto per inquadrarti, dove sei stato se te lo ricordi. Quando mi viene chiesto, mi fai questa domanda, mi fa sentire vecchio. Vabbè, comunque, No, ma non è l'esperienza che hai accumulato nel corso di questi anni. No? Io credo di essere uno dei preparatori italiani che ha fatto tutte le categorie, tranne la Serie C. Ho fatto dalla terza categoria alla Champions League, quindi credo di aver passato un po' tutto il percorso che uno
potrebbe immaginare all'inizio della propria carriera così sognare, ecco, quindi a me è successo, ci sono state molte coincidenze sicuramente, ma direi anche molto sacrificio, e anche ho dimenticato un po' tutte quelle che sono le esigenze che una persona comune può avere. Per me c'è stato campo, albergo, campo di allenamento, quindi è stato così, insomma. Quindi io ho iniziato nei dilettanti qui in Friuli, ho fatto diverse squadre, ho cominciato ad avere così dei risultati anche a livello dilettantistico, fino a che approdo all'Udinese, era il secondo o terzo anno della gestione Pozzo, vengo preso come rieducatore degli infortunati. Mi ricordo che mi era stato affidato Totò De Vitis, il quale Totò De Vitis era stato operato di crociato anteriore, quindi io l'avevo seguito, e lui mi diceva è stata per me una persona fantastica, importantissima, perché io così che entravo in questo mondo, no? Che per me era un mondo virtuale, no? Sotto certi aspetti, ma che comunque tu nella tua mente ideologica pensavi, ma una volta essere lì, insomma, le emozioni erano forti, le tensioni erano forti, sì, certo. Quindi lui aveva capito che io ero diventato importante per lui, perché lavoravamo tutto il giorno assieme, ma mi aveva dato delle dritte fondamentali, insomma, che io ho fatto care, ho fatto mie, e con queste dritte mi sono mosso in punta di piedi, molto umilmente, molto così, con grande pazienza a certosina. Se non che sono entrato in prima squadra, ho fatto mi sembra 5 anni o 6 anni qui a Udine. Dopodiché mi ha chiamato l'Inter, sono andato all'Inter, ho fatto 4 anni e qualcosa all'Inter. Con che allenatore, Claudio? All'Inter sono arrivato con Roy Hodgson e poi con Gigi Simoni. Una carissima persona. Quindi hai allenato anche il grande Ronaldo. Lo ha fatto sudare? No. Hai fatto dimagrire anche. Non è facile far sudare Ronaldo. Ronaldo, Baggio, grandi campioni c'erano all'epoca. Poi dall'Inter sono andato al Parma, dell'era Cannavaro, Buffon, Thuram e compagnia. Ho fatto 3 anni al Parma, ahimè finiti con la sciagura gestionale della gestione Tanzi. Da lì sono andato a Palermo e ho fatto 6 anni a Palermo. Abbiamo fatto l'anno di B, è arrivato Guidolin, abbiamo vinto la grande. E poi siamo rimasti lì, ogni anno siamo andati in Coppa, e poi da lì quando ci hanno esonerato sono andato... Strano? No? No, da quel momento lì sono diventato preparatore dello staff di Guidolin. Fino a quel momento ero preparatore di società, quindi venivo chiamato dalle società. Con la parentesi rossa. Sì, esatto. Quindi poi quando siamo stati esonerati ho avuto una richiesta importante in Russia, sono andato in Russia e ho fatto un'esperienza che non reputo granché formativa sotto l'aspetto personale, ma che comunque è servita a capire tante cose. Infatti quando ci siamo visti a Mosca... Vi fermo un attimo perché abbiamo un collegamento telefonico. GP, scusate se vi interrompo, ma visto che si parla dell'Udinese, c'è un'inviata molto speciale al telefono che da Bologna, adesso è tornata qui in zona, ma ieri era a Bologna ed è Bianca Maria. Bianca Maria che ha preso il pullman, caro Edi, tu sei andata giù in macchina. Poi sai che lei ti adora, perché lei le prime radiocronache. E allora Bianca Maria ha una voce di una giornalista che però non è molto obiettiva, perché anche è tifosa. È molto tifosa. Ciao Bianca Maria! Buon pomeriggio a voi, ciao, buongiorno a tutti, ciao. Allora Bianca Maria, abbiamo non so se ci stai guardando anche la televisione, abbiamo Claudio Bordon, il preparatore atletico dell'Udinese. Vuoi fargli qualche domanda e poi ci racconti insomma di questo bellissimo pomeriggio a Bologna? Allora, volevo ringraziare perché rappresenta l'Udinese, ci avete regalato una grandissima gioia ieri, siamo venuti per caso, siamo capitati con un gruppo di tifosi all'hotel, vi abbiamo visti partire col pullman, insomma vi abbiamo veramente augurato la strada per la vittoria, quindi siamo felicissimi per la giornata di ieri, non voglio fare nessuna domanda, conosco benissimo la carriera del professor Bordon e lo stimo moltissimo, lo
incontro al Parco del Cormoro, lui con la bici, io sono lì che corro, e lui Gli corri dietro a piedi? Come? Gli corri dietro a piedi, lui in bici? No, io corro, lo incrocio ogni tanto, lui fa da apripista per o di Natale o insomma mi è capitato di incontrarlo varie volte al parco e così, però dopo insomma le nostre strade si dividono, insomma. Allora, dopo il tuo quasi infarto di domenica scorsa qua in diretta, sarebbe stato anche carino perché avremmo veramente alzato lo share, perché sai che... No, ma in senso buono voglio dire, no? No. Dillo ai miei parenti, che sarebbe stato carino. Il grosso vantaggio di fare un servizio di cronaca in studio, non devi andare fuori con la telecamera, è tutto pronto, già montato. In una televisione sportiva. Così. Esponente della Croce Rossa domenica È vero, c'era avevamo il Fabio a fianco a me. No, perché per chi non ci vedesse, non ci avesse visto domenica scorsa, Bianca Maria era molto in ansia. Era cominciata Sì, esatto. che sprizzava gioia da tutti i pori e verso la fine del secondo tempo si era accasciata Io soffro quando l'Udinese non va bene, lo sapete, chi mi conosce, Omar mi conosce, sa, adesso anche voi, insomma, avete cominciato a conoscermi. Quando l'Udinese perde io sto da cani, veramente preferirei sotterrarmi. Quando l'Udinese vince io ho una felicità che mi veniva voglia ieri di tornare a Udine di corsa, altro che in corriera con il mio club. Allora, Bianca Maria, ieri io vedevo ovviamente la partita per televisione e c'è stato un momento, diciamo più o meno dopo il primo gol dell'Udinese, quindi a metà del primo tempo, in cui sembrava che voi foste talmente in tanti perché c'erano i tifosi del Bologna assolutamente ammutoliti e invece i tifosi dell'Udinese sembrava che giocassero in casa allo stadio. Quanti eravate? 300 dicono, ma eravamo molti, anche molto calorosi devo dire. Sì, si sentiva infatti. Si sentiva proprio, c'era una nuova canzone che hanno lanciato gli Ultras e risuonava continuamente questa canzone, era una bellissima atmosfera, veramente. Ce la canti? Allora era così, totalmente dipendente, io non vivo senza te, bianco, nero nelle vene, tifo udinese. L'abbiamo scoperta anche cantante oltre che giornalista e tifoso. Allora, mi hanno appena chiamato per il Festival di Sanremo. Di Sanremo, ecco. Magari danno anche a te un 200.000, che sai che equivarrà su un 200-300.000 a botta, belli facili, no? Io sono senza portafoglio, Tu sei cantante senza portafoglio, vai. Senti, a parte le sensazioni, hai visto una bella Udinese, o comunque un'Udinese concreta, dai? Sì, concreta, c'era molto ordine, mi è piaciuta la linearità, che invece non avevo visto da voi assistendo alla partita contro il Parma. Mi è piaciuto molto di Natale perché veramente era su tutti i palloni, veramente molto molto contenta, proprio mi è piaciuta la partita, molto contenta per il debutto, l'esordio di Scuffetti in Serie A, ragazzo di 17 anni. Allora, rimani con noi lì a Bianca Maria, perché ci ha raccontato Claudio che lui era a Parma quando c'era Buffon. Ricordiamo che ieri Scuffetta ha esordito in Serie A, ma è più giovane di Buffon. Giovane di Buffon, cioè di 3 mesi più giovane di Buffon. E quello della Rai l'ha chiamato Scaffetta. No, e invece su Sky dicevano Scuffet, che io anche ho detto con tutti gli stranieri, sarà ganese. Incredibile. Claudio, com'è questo ragazzo? Già si sentiva parlare di lui perché ricordiamo che è titolare fisso della nazionale del 20. Bene, questo è qui a Udine devo dire che hanno fatto un gran lavoro a livello di settore giovanile. Devo dire che il nostro Paron, quando ha preso così in mano un po' la situazione a 360 gradi, ha messo mano anche nel settore giovanile, dove da quello che mi dicono, poi ditemi, qualcuno mi dirà se ho detto delle imperfezioni o meno, ma credo di aver capito, anche perché io non è che seguo molto il settore giovanile, ovviamente, mi è stato detto che hanno cambiato politica, hanno cercato di coinvolgere molto di più i ragazzi locali. Esatto, mi sembra sportive, che questo sia il primo passo che è importante. Tra le altre cose devo dire che oltre a Scuffetta abbiamo in nazionale anche un altro ragazzo che milita negli allievi nazionali, dicono essere molto forte anche lui, quindi abbiamo già due personaggi che dicono avere numeri, sì, tant'è che il mio collega
all'epoca dell'Inter, che è il famoso Giaguaro, che allena appunto i nazionali. Un giorno l'ho sentito e mi ha detto che, chiedendomi dei due ragazzi, mi ha detto: guarda, sono veramente bravi, devo fare i complimenti a tutti perché mi piacciono veramente tanto, ed è da tanto tempo che non alleno due giocatori così di livello in questa categoria. E quindi se il buongiorno si vede dal mattino, ok. Poi niente, ieri c'è stata questa bella sorpresa. Claudio, ti interrompo un attimo. Guidolin ci teneva a far sapere alla stampa che è stato importante il giudizio di Di Iorio. Cioè a un certo punto lui ha chiesto a Di Iorio se si poteva, e quello ha detto di sì. E quindi lui ha rischiato. Io credo che la correttezza del nostro allenatore non si scopre oggi. Esatto. Quindi questo è vero. l'allenatore quando vuole avere dei confronti lo chiama al suo staff, si confronta col suo staff. L'ho detto più volte ieri, l'ho detto più volte. Si confronta col suo staff e quindi questo non mi meraviglia nella maniera più assoluta. Io credo che, trattandosi di portiere, abbia sicuramente interpellato il suo collaboratore, il quale collaboratore ritengo essere, e la storia parla molto chiaro, essere un allenatore di ottimo livello, tant'è che tutti i suoi giocatori, tutti i suoi portieri hanno sempre fatto molto molto bene. Ecco, quindi credo che, stando un po' a quella che è la filosofia e anche un po' la serietà e la deontologia professionale del nostro tecnico, abbia fatto un piccolo briefing nel quale ovviamente si è discusso sulla strategia da adottare, se buttare nella mischia questo giovane ragazzo oppure trovare la soluzione che c'era già pronta, insomma, del secondo portiere. Biancabriesi ancora vorrei finire, sì, scusa Claudio. Dicevo appunto che, detto questo, credo che sia stato, oggi si può dire bello, tutto fantastico, però credo che, io volevo dire questa cosa, insomma, che quando viene, no, io gli dico: oh, ciao Dino, gli dico, quindi lo chiamo Dino, no, perché chiaramente non parla mai, sembra ventriloquo anche lui, quindi poi l'ultimo grande portiere friulano si chiamava casualmente Dino. Quello che mi ha veramente meravigliato e che abbiamo visto anche ai mondiali è la sua freddezza, no? E la sua freddezza e la sua imperturbabilità, nel senso che è veramente, come si dice, a plomb anche nelle situazioni di alta tensione. Nonostante abbia 17 anni. 17 anni. Questo è una caratteristica non indifferente per giocare ad alto livello. Poi loro potranno dire qualcosa. Se mi permette, Bordon è un ragazzo veramente serio, perché io l'ho conosciuto di persona, è uno che non si esalta, un ragazzo molto alla mano. Tra le altre cose è uno che continua ad andare a scuola e anche con buoni risultati, quindi anche questo è un dato di merito. Certo. Conferma l'assunto che più volte abbiamo avuto modo di ricordare in studio, che prima c'è la testa e poi c'è questo non c'è dubbio. Non c'è niente da fare. Come l'altro collega, anche l'altro collega giovane fa la stessa trafila, va a scuola anche lui. Ecco, ieri, a conferma di quanto ci diceva appunto Claudio Bordon, le uniche due, tra virgolette, azioni pericolose del Bologna, ovvero sia la punizione di Omar, aiutami, il 10 del Bologna, Diamanti, il 23, ma soprattutto l'uscita che ha fatto su Bianchi, che è un armadio a quattro ante, è vero Claudio, perché Bianchi non è proprio un ragazzino di primo pelo, è un centravanti di sfondamento. Soprattutto lì, su questa uscita che ha fatto, che c'era Bianchi libero, si è vista proprio il carattere di questo ragazzino, che non è un ragazzino come dicevi tu, no? Ma si è vista anche la scuola di portieri italiani. Sì. L'uscita a pugno e il pallone che va buttato laterale. Lontano, sì. E questo è proprio una delle prime cose, no, Claudio, che Sì, è vero questo, è altrettanto vero che la tecnica non si impara dall'oggi al domani, si impara con la ripetizione sistematica del gesto fino all'ignoranza. E qua gli schermidori mi sapranno dire sicuramente qualcosa, perché comunque affinare il gesto non è facile, perché le variabili che ci sono non sono sempre le stesse, quindi sotto questo aspetto bisogna mettere in relazione quella che è la capacità attentiva e la capacità di scelta della decisione motoria che tu devi avere nel momento in cui scegli il gesto da attuare. Quindi credo che lui lì veramente la testa fa la differenza. Sì.
Anche perché era un esordio, una partita molto difficile per l'Udinese, non è che era una partita proprio... Direi anche che c'è un altro aspetto che forse stiamo trascurando, anzi senza forse, che è quello della capacità che il ragazzo ha dato alla squadra in termini di sicurezza, in termini la gestione difensiva. Cioè, la sicurezza che ha dato questo ragazzo probabilmente è cambiato qualcosa anche sotto questo aspetto, no? Perché giocare sicuri e giocare meno sicuri c'è una grande differenza, insomma. Allora, prima di andare avanti con l'Udinese, naturalmente, io vorrei parlare con la regia perché so che sono arrivati messaggi, sms, WhatsApp, di tutto. Sì, giusto 2 o 3, indovina, quasi tutti per Pamela. Mi sembra molto strano, vero? Non lo so. Ma non c'è niente per Giovanni? Sì, ce n'è uno anche per lui. Provo a immaginare, ma lasciamo stare. Allora, cominciamo dal primo, che è una domanda. Ciao Pamela, di dove sei e quanti anni hai? Ecco. La prende un po' alla larga. Sotto penso che abbia scritto anche il numero di telefono. Prego Pamela. Io abito a Forcare nel Friuli, ho 22 anni. Ecco, poi l'altro messaggio dice: io direi Giovanni vai in ferie e lascia stare Pamela a condurre. Benissimo. Ecco. Sassuolo vince 2-0, incluso anche il risultato. Quindi tutti credono in questo nuovo Sassuolo e credono che io dovrei stare a casa. Benissimo, andiamo avanti. Poi, ciao, sono Massimo e auguro una bella vittoria alla San Vitese, credo. Che oggi non gioca domenica prossima. Permettetemi di salutare Eddie Pertoldi, conosciuto in Sardegna nel lontano 89. Comunque avrei piacere di rivederlo. Abito a Portogruaro e sono sardo. Ciao a tutti e grazie. Ciao. Io nell'89 chissà cosa avete combinato tu e il tuo amico sardo in Sardegna. Bene. È arrivato un altro pronostico che dice Sassuolo Bologna 2-1 e infine solo Verona? No, Verona. Sì, scusami, Verona. Infine ciao Giovanni da Udine. Pamela, ottima novità, complimenti. Ogni tanto potreste mandarla a fare la telecronaca nei campi, così la vediamo dal vivo anche noi. Sotto la pioggia, poverina. Allora, Giovanni da Udine, bello, anche io sono Giovanni da Udine. Ma lo conosci? No. Ma tu sei nuovo Giovanni da Udine? Siccome il mio telefono è là non posso averlo scritto io. Che teatro Giovanni da Udine? Sì, sa che teatro. No, se ci dice su che campo vuole che mandiamo Pamela, no? Perché siccome giriamo tanti campi, se Giovanni ci dice su che campo vuole vedere Pamela, volentieri la Però mandiamo. la mandiamo col bodyguard, la mandiamo con Alberto. Con commisso? Volentieri. A posto siamo. Posto in macchina ce n'è. Ma sicure. Fossi nella mamma e il papà non sarei così tranquillo se non ce l'ho con commisso. Poi altri messaggi via WhatsApp che sono arrivati. Andrea Serio e Marco Turchet, Cordenons è con voi. Questo è un messaggio. Altri pronostici tantissimi: Sassuolo Verona 1-0, Sassuolo Verona 0-2. E poi Gio, nei campi con Pamela vado io, firmato Fabio. Nei campi? Non ho Nei capito. campi, non nei campi. Nei campi. Quindi Alberto Commisso l'hanno già esautorato. Che si era... Alberto, io ho provato. far da parte come ogni volta. Allora, noi ci dobbiamo fermare per la seconda pausa pubblicitaria. Naturalmente continuate con i risultati. SMS, WhatsApp, pagina Facebook oppure chiamateci. Prego. Esatto, ricordiamo per quanto riguarda il gioco, ricordiamo ancora c'è ancora un'oretta. l'ultima volta che c'è il frigo in palio, c'è solo da indovinare un risultato, eccolo là, Sassuolo-Verona. Mi sembra che fino adesso è in vantaggio il Sassuolo come vittoria, ma quest'oggi, come avete già fatto... sulla pagina Facebook ho Manuele e Federico che lo danno perdente, 0201. Ecco, quindi mi sono più pareggiati e poi partecipate a questo bel gioco di oggi pomeriggio, sondaggione. Pamela, stai chissà, non so come mai sono tutti a tuo favore, nessuno che critica, vabbè, eccolo lì. Domande, commenti, opinioni, pareri. Ecco, per il numero di telefono c'è il suo papà, là deciderà lui a chi darlo. Allora, ci fermiamo per la pubblicità. 4 minuti, poi torniamo con l'altra domenica, lo sport Triveneto in poltrona. A tra poco. Passa prima da In Outlet, spaccio aziendale elettrodomestici grandi marchi. In Outlet Friuli, a Pradamano dietro al Bennett, a Roveredo in Piano dietro a Bartolini. Stile, carattere, prestazioni. Prova una passione integrale. Subaru, il marchio sinonimo di trazione integrale. Sina Auto, tutta la gamma Subaru la puoi vedere e provare da Sina Auto. La passione integrale. Sina Auto, concessionaria esclusiva Subaru per Pordenone e provincia.
Noi vi vogliamo sorridenti. Ottoboni Dental Clinic. Siamo un'equipe di professionisti. Vi offriamo i servizi più evoluti per la cura e la salute del vostro sorriso. Ottoboni Dental Clinic. Le nostre cure dentali sono garantite nel tempo, in un contesto rilassante, per offrirvi il trattamento più efficace. Ottoboni Dental Clinic. Noi vi vogliamo sorridenti. Ottoboni Dental Clinic. Passione per il sorriso. In centro a Pordenone, in piazzetta Ottoboni 4C. Fissa un appuntamento senza impegno telefonando allo 0434 27 28 6. 20 anni. 20 anni di birra, di gusto e di splendide serate. La Cerveseria. Ma che birreria! È la Cerveseria. Squisite specialità come il panin con rosto, la nostra nuova specialità. E poi galletto ai ferri, il mega würstel, lo stinco alla bavarese, il cosciotto e la lubianska. 20 anni di Cerveseria. Tanti tipi di birra per i gusti più esigenti. La Cerveseria in Viale Madonna di Rosa a San Vito al Tagliamento. L'amore per il verde, la passione per i colori. Giardino Fiorito, una vasta scelta di piante e fiori. Il posto ideale per trovare tutti i prodotti per la cura delle vostre piante e la cura del vostro verde. Giardino Fiorito, anche una vasta gamma di piante da orto e stagionali, terricci, vasi in plastica e terracotta. Dove c'è verde, c'è Giardino Fiorito. A Porcia, via Sant'Antonio 18, sulla statale Pontebana. Delizioso! Le pizze, la gastronomia, i mega panini, gli snacks, tutto con i migliori prodotti e tutto direttamente a casa tua, al Buon Gustaio. Se vi siete stufati di cucinare, al Buon Gustaio, tutto pronto. Le pizze con 3 impasti diversi, tradizionale, ai 5 cereali, Tamut, i mega panini, gli snacks, le piadine, le insalatone, al Buon Gustaio. E se fai una festa, ci pensiamo a tutto noi, per banchetti, pranzi o cene, tutto direttamente dove vuoi tu. Chiamaci al Buon Gustaio. Keep your spirit alive. Nuovo RAV4, da sempre il SUV. Oggi diesel da 23.500 euro. Vieni a provare il nuovo RAV4 presso Carini Auto, concessionaria esclusiva Toyota, Viale Treviso 27A, Pordenone. L'altra domenica allo Sparta Triveneto in poltrona noi abbiamo passato 4 minuti a fare foto. Io adesso le pubblico una, ce n'è una di Giovanni che secondo me vince il premio io dicevo, quando si è belli c'è poco da fare. poi quando si è anche stupidi quello tutto. E allora, Gemma. Scusa, ti interrompo subito perché oltre a tanti messaggi per Pamela ne è arrivato uno anche per il professor Bordon. Perfetto. Così. E dice: un caro saluto al preparatore atletico manzanese, sedie di stagione 84-85, terminata con il 4º posto. Nitido ricordo di grande persona appassionata e con grande professionalità, Massimiliano di Manzano. Ha lasciato un bel ricordo anche a Manzano, mi sembra, del curriculum, no? Sì, ho fatto anche Manzano, sì. Belli anni. Ma meglio forse, allora eravamo rimasti con Claudio parlando della sua carriera a Parma. A Parma, quindi ho fatto 3 anni a Parma, poi da lì sono andato a Palermo, ho fatto quasi 7 anni a Palermo e poi in Russia 1 anno e mezzo e poi tornato a Parma con il mister Guidolin e da lì da Parma a Udine, questo è il 4º anno a Udine.
Quindi da quando c'è il Guido a Udine ci sei Esatto, tu con sì, lui. sì. Posso farti una domanda? Com'è Zamparini come presidente? Perché di Pozzo sappiamo un po' tutto, no? Com'è Zamparini? Zamparini è un personaggio, insomma, un personaggio... Estroverso, dai, diciamo. No. Intanto è un gran tifoso, quindi chiaro che essendo un gran tifoso alle volte fai delle cose un po' di impulso, poi lui è uno che vuole vincere sempre, soffre da morire anche lui a guardare le partite, quindi... Ma è vero che ascolta in taxi? No, viene lì, riesce a guardare un tempo, poi va fa il giro via. di Palermo sul taxi. Vabbè, questo è quello che dicono i giornalisti, Sì, magari ma qualche volta c'è anche andato, ma di solito resta negli spogliatoi, resta lì. Io penso che uno dei problemi del presidente Zamparini sia quello che non può seguire come vorrebbe lui la squadra da vicino, perché appunto i suoi impegni di lavoro lo portano molto spesso a essere in giro, quindi credo che si deve affidare sicuramente alle persone che gestiscono per lui momenti importanti, e quindi diventa importante l'allenatore, diventa importante il direttore sportivo, eccetera. Quindi come personaggio io non posso dire assolutamente nulla, anzi lo devo certamente apprezzare, perché io con lui ho sempre avuto la massima collaborazione, rispondenza, è sempre stato coerente con quello che sono state le indicazioni e le direttive, le strategie che abbiamo avuto, quindi abbiamo fatto anche grandi cose, quindi lui, non dimentichiamo che ha preso una società che era praticamente allo sbando e l'ha rimessa in piedi, questo va detto, insomma, quindi dove c'erano strutture fatiscenti, dove non dico i particolari perché è meglio, però devo dire che lui ha messo mano veramente un po' a tutto, e cosa che mi dicono sta facendo tuttora, quindi un po' chiaro che lavorare qui a Udine nel nostro centro con queste belle strutture che noi abbiamo a disposizione, questa grande organizzazione è come, no? sì, certamente è come il giorno e la notte. Certo. Ti fermo Claudio perché abbiamo una telefonata. Sì, a parte il fatto che tra poco leggeremo i messaggi che stanno arrivando per Pamela, che non ha avuto assolutamente successo, mi dispiace per te. Ma infatti quando pensavo ieri al sondaggione immaginavo che nessuno scrivesse. No, infatti, ecco, direttamente dopo il ristorante, quando uno la domenica è libero, va a provarsi le scarpe. Qui da un negozio di scarpe di Roveredo c'è il nostro Cleofa. Grande, Cleofa Bravo, il nostro esperto di Serie D. Dunque, vedi, abbiamo i collegamenti anche oggi, da un negozio di scarpe, sta scegliendo le scarpe da calcio chiaramente. Cleofa, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Buon pomeriggio. Saluto tutti voi in studio. Allora, senti, com'è andato il pranzo finalmente con tua moglie e i parenti? Ho saputo che rischiavi il licenziamento da marito. Esatto, no, tutto bene. Siamo andati su un posto ottimo, direi, toscano. Bene. Una domenica libera. Bene, allora Cleofa, facciamo un po', qua facciamo intervenire anche Alberto Commisso, facciamo un po' il punto, visto che ti abbiamo in diretta sulla Serie D. Allora, domenica scorsa, primo scavalco, diciamo, del Marano da quando è cominciata la Serie D, Marano che supera il Pordenone, e la prossima domenica il Pordenone incontra in casa l'Unione di Palafenadora, che dopo il mercato di riparazione sta marciando veramente forte, vero Cleofa? Mentre il Marano, vediamo dove va a Mezzocorona a giocare su un campo più o meno da calcio a 5, vero Alberto Commisso? E potrebbe anche il Marano trovare difficoltà a Mezzocorona, più che per la squadra, proprio per la situazione del campo che non è neanche regolamentare. Sì, allora diciamo, il campo di Mezzocorona sappiamo che è un sintetico anche vecchio purtroppo, e quindi potrebbe trovare delle difficoltà per il perimetro del campo. Esatto. Ecco, però secondo me ormai di Marano a Pordenone dovremmo parlarne fino alla fine, è come di parlare di Ferretti e di Zubin fino alla fine. Quindi è una battaglia a due, non solo tra i capocannonieri, ma bensì anche, penso, per le due squadre. Il 2 marzo sarà una giornata importantissima, perché sarà il big match che deciderà in parte il campionato, perché il campionato penso che fino alla fine non sarà quella partita, ma sarà il campionato tutto quanto. Per il Pordenone, per la prima volta che insegue,
potrei dire che è una questione solo psicologica, però è importante perché la parte psicologica è la parte più importante di una società. In questo momento secondo me la società è tranquilla. Negli anni magari qualche trambusto è successo, però in questo momento la società è tranquilla e così deve rimanere se vuole arrivare fino alla fine per competere. Anche se tra parentesi io lo dico adesso come l'ho detto per il famoso Scuffè che finalmente ha debuttato, perché io ci credevo in questo ragazzo, e saranno anche le parti non calcistiche da parte del campionato che decideranno, ma bensì i ripescaggi. Sicuramente una squadra che ha fatto 50 punti adesso, a fine anno ne avrà 70, sarà una delle prime squadre ripescate. A questo proposito, Cleofa, non voglio interromperti, ma allora adesso io voglio farti una domanda. Mi puoi spiegare, perché io sono totalmente ignorante, a cosa serve fare, no? I playoff? Se poi nessuna squadra, la squadra che vince i playoff non va su perché quest'anno va su solo la prima e stop. Perché si fanno i playoff quest'anno? Allora, infatti questa è una parte che non si è ben capita, ma nella rivoluzione dei campionati purtroppo le federazioni ne mettono di più, come si dice in Friuli, a vonde per far confusione. Questa è bella. Sì, no, questo vorrebbe dire che il campionato, i playoff servono per i ripescaggi. Quest'anno non servono, sappiamo benissimo, la Nocerina è fallita. Il Vicenza è in via di fallimento, ce ne sono tantissime che adesso non vengono in mente, che nella C1 e C2 falliranno per varie cose, perché una volta che vadano via dai professionisti tutti i debiti di 10, 15, 20 milioni sono società definite a finire, insomma. Quindi i ripescaggi sono importanti per quelli. Dopo sicuramente da parte della federazione, visto che il Pordenone intelligentemente l'anno scorso non ha fatto ripescaggio, perché sapendo della Serie C2 come si componeva con 9 retrocessioni, andava a rischio di far sfumare il ripescaggio di quest'anno che può sfruttare il prossimo anno. Ho capito. Quindi io il Pordenone o in un modo o in un altro la vedo ripescata. Quindi l'importante è arrivare secondi, Cleofa. Sì, è importantissimo, perché dopo per il risultato che otterrà con tanto di punti sarà importante per la decisione della federazione. Quindi sono anche importanti queste, perché ogni anno ormai si sa che di fallimenti ce ne sono più nel posto, le difficoltà. In questo momento la società Pordenone è sana, questo è importante. Il settore giovanile è importante perché fa punteggio il settore giovanile per queste cose, quindi è molto importante. Quindi io, ma non da tifoso Pordenone, da pordenonese spero in quello che ha fatto in questi anni il Pordenone. Certo, allora, detto appunto di Marano e Pordenone e soprattutto ci hai spiegato a cosa servono i playoff, soprattutto a persone ignoranti come me che non erano ancora riusciti a capire la valenza di questi playoff, se poi appunto non c'era un risultato che tu invece ci hai spiegato, servono per i ripescaggi. Per quanto riguarda invece le altre parti della classifica, allora abbiamo la Sacilese... Vi spiego i play-out, che sono cambiati, cambiati totalmente quest'anno. Allora, l'anno scorso, per mia fortuna, mi sono salvato con la Savitese, dopo che tutti ci hanno dato per spacciati, ancora prima di mettere il piede in campo per allenarsi, ma siccome io ho sempre fiducia nel Dio Provino, come si dice, noi Provino era il nostro dottore, allora cambia. Allora, l'anno scorso si sa che erano gli 8 punti che dividevano dalla terzultima alla sestultima, e quindi dalla quartultima anche alla quintultima, che erano gli spareggi. Da quest'anno, ed era un doppio spareggio, andata e ritorno, da quest'anno i punti sono 10, dalla terzultima alla sestultima, devono essere il massimo di gap di 10 punti. Per di più la partita verrà fatta nella squadra miglior classificata, quindi partita secca nella miglior classificata. Ovviamente la terzultima che gli hanno dato più punti per sopravvivere dagli 8-10, è chiaro che dovrà andare a vincere in casa della miglior piazzata in classifica. Ecco, questa è la differenza dell'anno scorso. Molto semplice. In questo momento ci sono 2 friulane, anzi direi 3 friulane, Monfalcone, San Vitese e Tamai che se la giocano, con rischio anche della Triestina. Perché io non l'ho mai detto, ma la Triestina
per quanto se ne parla purtroppo dipende molto non dal portafoglio, dai rimborsi se vengono dati o no, quindi se il portafoglio è pieno o è vuoto. Adesso io faccio una battuta, però queste sono purtroppo, perché potrà cadere anche lei all'interno dei play-out. In questo momento è lì vicino perché siamo a 2 punti, 2-3 punti al massimo, ecco. Tutto qua, questo è il... Diciamo non so se Cleofa, se hai sentito in settimana che ci sono stati 2 appuntamenti importanti per il cambiamento della proprietà della Triestina. Poi se le cose vanno in porto o meno non lo si sa ancora, però teoricamente prima di fine campionato dovrebbe anche cambiare la gestione della Triestina. Allora, la Triestina, questo lo dico, a me dispiace perché per la storia, per tutto quello, per il campo che ha, perché finalmente a Trieste è stato fatto un campo adatto alla Triestina. Nel momento che è stato fatto il campo manca la squadra e manca la società. Allora, si sa benissimo, io ho anche sentito le vicissitudini a suo tempo della moglie e il marito che si sono fatti delle lotte interne, presidente e vicepresidente, mi ricordo 4 anni fa. Bisogna dire una cosa, finché non ci sarà scritto veramente un'unica persona, presidente e tifoso della società, non so quanto possiamo avere la fortuna di vedere la Triestina dove in dovrebbe auge, essere, insomma, dove dovrebbe essere. Benissimo. Una società come, mi dica. Allora Cleofa, io ti ringrazio del tuo intervento, naturalmente ti lascio a scegliere le tue scarpe a Roveredo. Dici dove sei a Roveredo? Le scarpe che mi servono andare a vedere le partite, con freddo, con la pioggia. Quindi le deve pagare Giovanni. Assolutamente, dimmi dove devo passare a saldare. Il conto a Rovereto, nel mio paese, sono qua vicino perché il tempo non me lo permette di girare. Bene, lo mandiamo col banco, Matt. Allora domenica sicuramente sarai ancora con noi, Cleofa, che ci collegheremo con te. Dove andrai a vedere il derby? Tamai Sacilese, il nostro derby. Ecco, ti manderò al fianco Alberto Commisso, così te lo tieni tu per 90 minuti, va bene? Ok, ti ringrazio. Buongiorno e buon pomeriggio a tutti, vi saluto tutti in studio. Grazie Cleofa, grazie. Nel frattempo cambia il primo risultato, Pamela. Beh, ha segnato la Lazio, gol di Candreva. Candreva, hai preparato Claudio Candreva tu? Sì. Com'è successo che Udine, che i Pozzo che sono così lungimiranti, non hanno individuato in questo giocatore uno che potesse fare il bene dell'Udinese? Credo che non ci sia soltanto il fatto di essere lungimiranti o meno, ma che c'è anche il volere del calciatore. Ecco, sì. Quindi in questo caso, se il calciatore ha altri obiettivi e altre prerogative, la società non può fare granché, insomma, può fare sì, ovviamente se uno vuole andarsene non c'è niente da fare, no? È meglio che essere un separato in casa, è meglio che uno... Certo. E poi lui era un giocatore praticamente già costruito, tra virgolette, quindi pronto per rimanere o per andare in un club come ci è andato, anche se devo dire che ha girato parecchio prima di trovare una collocazione. Probabilmente il suo obiettivo era questo. Certo. Giovanni, scusa, a Roma momentaneamente sospesa la partita per impraticabilità di campo. Ma si vedeva che non riuscivano a È giocare. una risaia praticamente l'Olimpico, l'arbitro sta provando a far rimbalzare il pallone. La partita per il momento è stata sospesa, vediamo che l'arbitro ha richiamato i giocatori e si va negli spogliatoi. Sicuramente sarà sospesa per un paio di minuti in attesa di capire. No, forse riprendono, forse incredibilmente riprendono. La coltivazione del Hanno chiamato va bene lì, credo. Hanno chiamato i sommozzatori praticamente a capire dove è finito il Un pallone. po' di messaggi appunto. Allora c'è arrivato anche un pronostico che ecco, Sassuolo 3, Verona 2 e Forza Milan. Così è arrivato anche questo. Poi ricordiamo, aspetta, voglio ricordare all'amico del Milan che dal Sassuolo hanno preso 4 barrette con quadripleta. Si dice essere polemico. No, ma perché casualmente c'è Andrea qua con quadripleta di Berardi, un grande. Non serve ricordarlo, passato, però. Forza Milan. Passato, si va bene. Volevo anche ricordargli che li abbiamo buttati fuori dalla Coppa Italia, noi dell'Udinese, ma non importa, andiamo avanti. Ma aspetta, perché poi arriviamo anche a Pamela per il discorso Milan. Però c'è un messaggio che dice: oi oi, bella l'ultimo vostro acquisto. Io direi di tenerla. Poi mi sembra milanista dai colori. Ah, è vero. Di quale squadra è tifosa? Chiede questo simpatico ascoltatore che ci scrive. Poi spero che simpatizzi per l'Udinese. Simpatizzi?
Simpatizzo per l'Udinese. E sei dell'Inter. Sei vestita? Sono milanista. Vedi che... Non si capiva. Tu lo sapevi, non l'hai chiesto al casting? No, non è stato fatto nessun casting, lo questo è il sai. Ecco. Non è stato come Striscia la notizia. Altro messaggio che dice il bar Pascià. A proposito, saluto il Pascià, il Ponte Pascià. Gli amici Il del Ponte Ponte Pascià, Pascià. sì, perché voi dovete sapere, cari amici che rappresentate il Pascià, che ci lavorate, che c'è un nuovo bar Pascià che è il Ponte Pascià, che non è Ponte Meduna, perché è stato denominato da Gemma quando venivamo, appunto, noi ci fermiamo sempre lì a bere il caffè quando Mi veniamo. piaceva di più. Il Ponte Pascià. Allora, il bar Pascià di Cordenons in questo caso fa i complimenti e ringrazia Andrea Serio e Marco Turchette e l'organizzatore del torneo di calcetto Balilla 11 vs 11. Sì. Senti come ha detto bene versus la nostra Gemma. Grazie maestra, grazie. Grazie maestra. La signorina Rottermeier abbiamo qua. No, troppo bella e troppo dolce. Oh, che carina Ecco. lei. Tu potresti essere il signorino Il signorino Rottermeier. Al limite sono il nonno. Io sono il nonno di Heidi, semmai. Direi che era un bel porco il nonno di Heidi. Beh, perché io? Giovanni, in mezzo a due bellezze così sfiguri. No, non è vero, no. Ottimo dice, però metterei i tacchi. Fossi intelligente. Per me? Sì, sì. Guarda, è da settembre Che ti devi tagliare i capelli. Grazie, questo l'hai messo tu? Questo di sicuro. Questo l'hai scritto tu questo. Allora, è da settembre che io sto aspettando da, crescere. da Milano un paio di scarpe. Quelle di Silvio. Brava. chiaramente. E non mi arrivano, quelle che hanno il tacco 7 cm interni. Non mi Ma io sono in arrivano. pantofole, non ho i Guarda tacchi. che io Comunque sono ho aderenze a Mediaset. Io ho detto fatemi il favore, fornitore, mandatemi giù un paio di scarpe, magari anche un 10 cm. mandategliele. Niente da fare, le sta consumando tutte lui. Prego. Comunque un bel trio, dice sempre l'ascoltatore. E Grazie. infine un altro messaggio dice interessante la Mora, che diciamo si chiama Pamela, la La bella Mora Mora, no? adesso. Ragazzi, almeno i nomi. Speriamo che le prossime domeniche riusciremo a vederla per intero, non mezza nascosta dietro le poltroncine. Allora, visto che non ci sono i diritti per la Serie A, vi farò io la radiocronaca ogni domenica su quello che gli highlights di come si veste. Anche perché poi si copre con la cartellina, in effetti è un peccato, voglio dire, fatta così bene. Allora, Questo a te non va appello. bene mai niente. 2 domeniche fa che era come ospite, giustamente ha vinto Miss, raccontami, che non mi ricordo. Ho vinto il titolo di un voto per fotomodella. Ecco, sempre andata con la fascia e la Gemma non andava bene perché la fascia le copriva la scuola ma decoteca, è no, bellissimo. no, Oggi non va bene perché ha la cartellina qua. Guarda, cioè, comincia a dubitare sulla tua sessualità. Faccia protetta. È protetta, infatti. Protetta. Una roba. Io vorrei salutare il nostro amico Andrea Giovannini. Ciao Ah Andrea sì, Giovannini, presidente, con cui è sto diventato, chattando. è diventato presidente anche adesso della sua Sì, squadra. volevo di- dirlo io, però. Ah, scusa, dillo tu, mamma perdonami, mia. prego, vai. Ci sto chattando, fammi Eh. dire le robe. C'è Allora, questa chat mentre è presente. è diventato presidente dell'associazione sportiva dilettantistica, si dice, sì. Campanelle, di cui era allenatore, quindi tanti complimenti presidente. Che gioca dove? A Trieste, dove deve In che giocare. categoria? Vedi che non sei preparata, in seconda categoria, non sei preparata e vuoi Volevo parlare. proprio dire promozione No, è sbagliato. seconda categoria, Seconda Andrea. categoria. Gioca in Vabbè, ma seconda. Andrea mi perdonerà perché mi vuole bene. Va bene, sono arrivati Ciao, un sacco di messaggi e adesso una domanda difficilissima a Claudio Bordon. Cosa ne pensi di questa trasmissione? Aspettiamo che arrivi alla fine, no? In effetti, Sì, ci si in effetti pronuncia devo alla dire fine. che è difficilissima come risposta. Sono un po' così dubbioso nell'attribuire un voto, perché noi a fine allenamento chiediamo ai nostri ragazzi quanta fatica hanno fatto, Sì. no? Si chiama RPE. Poi alla fine chiederò a voi questo, poi farò una piccola deduzione. Ma aspetta, dobbiamo fare fatica per essere bravi? Dovete Perché in spremere quel le caso- meningi, perché vedo che comunque qualche vuoto c'è ogni tanto, qualche mancanza di Sulla seconda categoria. sulla seconda categoria. Ah, qualche mio vuoto. Qualche buca c'è. però è insomma. severo. Perdonaci Claudio, con i soldi che avevamo questo abbiamo trovato. Questo ha passato come Io adesso vado via. Più di così Claudio non potevamo andare. Poi faccio grande fatica a capire se tutta questa vostra, come si dice, questo sketch Sì. che state portando avanti sia combinato, preparato a sì, monte chiaro. o è naturale? Se Non è è naturale, naturalissimo. Non è scritto niente, guarda se è Claudio. naturale diciamo che Qua c'è la classifica di Serie D e Bene. basta. lui è un po' permaloso però, no?
Sì, è vero, è Se vero. senti mia madre cosa mi dice. Allora, Posso siamo... salutare anche Alessia Antonio che ci ha mandato una loro foto in pedalò? Che la foto in pedalò, io non so se si riesce a farla vedere, di questi tempi, per ricordarci l'estate che arriverà. Ecco, ciao Alessio, ciao Antonio. Dai che si vede, che bravo. Però pedalano per beneficenza. L'iPad mio è sporchissimo. Sì, sei abbastanza, Vabbè, basta, sei perché abbastanza mi vergogno. vergognosa, esatto. Gemma, Alessio, c'è qualcosa in regia che bolle in pentola? Non vuole niente, dicevo lanciamo il sondaggione perché siccome non ha ricevuto abbastanza messaggi, secondo me Ecco. non riusciamo a convincerla a rimanere o a tornare, Pamela, e quindi vorrei il supporto anche del pubblico, no? Certo. Esatto. Sì, ma Giovanni, il nostro pubblico però io credo sia un po' timido, perché non ha ancora fatto secondo me una domanda fatidica, se la ragazza è single o impegnata. Io sapevo che era Alberto Commisso che tirava fuori questo discorso. Alberto è un Incredibile. professionista. No, lo faccio Niente da magari dire. insomma contro l'interesse. sa- Assolutamente. Alberto si sa L'orientamento è diverso. Però insomma, alla fine ci giriamo attorno, ma ancora non siamo arrivati a questa... Tu non dire niente, devi Come non lasciare dire niente? il dubbio, capito? Perché così le domande si raddoppiano. Il nostro telespettatore Ecco. deve essere informato su Ma sai che c'è una cosa... Al e limite una chiediamo che pigliata. numero di scarpe ha, ma se è singolo o meno sono affari suoi. Ha ragione Claudio Bordone. Aspetta, adesso vado su Facebook e vedo se scopro se è singolo. Perché ti No, togli facciamo il l'altra numero di metà scarpe. Lo metto su Facebook. Non l'hai messo? No, c'è troppa persone Scusami. che guardano. Allora, aggiornaci la Serie A e poi andiamo in pubblicità, Pamela. Ecco. La Serie A c'è il Lazio che sta vincendo contro il Chievo Sì. e per il resto tutti E la Roma sospesa? La Roma è ancora... hai notizie, Omar, dalla Roma? Allora, la Roma, a quanto mi hanno chiamato adesso, stanno cercando di vedere se possono recuperare questa partita per il campionato di pallanuoto. Ecco, potrebbe essere una bella idea, Sì, l'Olimpico tra l'altro mi ricorda un Sì. famoso stadio, quello del borgo di Tamai, in occasione di Tamai Triestina. Ti ricordi quando abbiamo fatto il collegamento? Ho detto più che un campo di calcio mi sembra un campo di patate, sì, no? Che sì. rischiava veramente di... Sì, che poi ricordiamo che il campo del Tamai invece è un impianto incredibile, cioè, Sì. per essere una Però con frazione que- del comune di Brugnera. Però con quella mole di acqua che era venuta giù quel giorno veramente era in condizioni quasi impraticabili. Benissimo, noi ci fermiamo, c'è lo spazio pubblicitario, poi avremo ancora dei nostri inviati, dobbiamo collegarci con Trieste. Abbiamo Emilio? Sì, non so da dove, ma comunque c'è un collegamento. Ci colleghiamo con Aspetta, Monfalcone aspetta. ovviamente, ci collegheremo con Sacile Bene. e poi ci collegheremo con altre. E poi parleremo con della altri. scherma anche un pochino. Parleremo della scherma, parleremo del calcio 11 contro 11. Io voglio capire come ci si allena, visto che abbiamo preparato l'atletica, Sì. come ci si allena per il torneo di calcio Abbiamo Balilla. un po' di immagini. 11. Abbiamo un po' di immagini. Ci facciamo mancare niente. Assolutamente. L'appuntamento. Cosa stai facendo? Omar, cosa misuri? No, dai, è il telespettatore, no? Noi siamo in diretta, dunque ha chiesto di prendere le misure, allora... Te le dico se vuoi adesso. Omar. Dai. A parte che non ci vuole quel metro lì, è rigido quel metro lì. Sì, Ci vuole quello da è sarto. flessibile. Vedi che è invidiosa perché misuri lei, non vi sei venuta a Ma misurare io non lei, mi hai avvicino a capito? quell'angolo, quel metro lì. Vabbè, c'è la pubblicità. Facciamola, 4 Dai. minuti e poi torniamo con l'altra domenica. Lo sport Triveneto in poltrona. Tra pochissimo qui. Passa prima da In Outlet, spazio aziendale elettrodomestici grandi marchi. In Outlet Friuli, a Pradamano dietro al Bennett, a Roveredo in Piano dietro a Bartolini. Stile, carattere, prestazioni. Prova una passione integrale. Subaru, il marchio sinonimo di trazione integrale. Sina Auto, tutta la gamma Subaru la puoi vedere e provare da Sina Auto. La passione integrale. Sina Auto, concessionaria esclusiva Subaru per Pordenone e provincia. Noi vi vogliamo sorridenti. Ottoboni Dental Clinic. Siamo un'equipe di professionisti. Vi offriamo i servizi più evoluti per la cura e la salute del vostro sorriso. Ottoboni Dental Clinic. Le nostre cure dentali sono garantite nel tempo, in un contesto rilassante, per offrirvi il trattamento più efficace. Ottoboni Dental Clinic. Noi vi vogliamo sorridenti. Ottoboni Dental Clinic. Passione per il sorriso. In centro a Pordenone, in piazzetta Ottoboni 4C. Fissa un appuntamento senza impegno telefonando allo 0434 27 28 6. 20 anni. 20 anni di birra, di gusto e di splendide serate. La Cerveseria. Ma che birreria! È la Cerveseria. Squisite specialità come il panin con rosto, la nostra nuova specialità. E poi galletto ai ferri, il mega würstel, lo stinco alla bavarese, il cosciotto e la lubianska. 20 anni di Cerveseria. Tanti tipi di birra per i gusti più esigenti. La Cerveseria in Viale Madonna di Rosa a San Vito al Tagliamento.
L'amore per il verde, la passione per i colori. Giardino Fiorito, una vasta scelta di piante e fiori. Il posto ideale per trovare tutti i prodotti per la cura delle vostre piante e la cura del vostro verde. Giardino Fiorito, anche una vasta gamma di piante da orto e stagionali, terricci, vasi in plastica e terracotta. Dove c'è verde, c'è Giardino Fiorito. A Porcia, via Sant'Antonio 18, sulla statale Pontebana. Delizioso! Le pizze, la gastronomia, i mega panini, gli snacks, tutto con i migliori prodotti e tutto direttamente a casa tua. Al Buon Gustaio, se vi siete stufati di cucinare, al Buon Gustaio, tutto pronto. Le pizze con 3 impasti diversi, tradizionale, ai 5 cereali, Kamut, i mega panini, gli snacks, le piadine, le insalatone. Al Buon Gustaio. E se fai una festa, ci pensiamo a tutto noi per banchetti, pranzi o cene. Tutto direttamente dove vuoi tu. Chiamaci al Buon Gustaio. Keep Your Spirit Alive. Nuovo RAV4, da sempre il SUV. Oggi diesel da 23.500 euro. Vieni a provare il nuovo RAV4 presso Carini Auto, concessionaria esclusiva Toyota, Viale Treviso 27A, Pordenone. Ho sbagliato a calcolare i tempi, Omar. Eccoci qua, guarda, domenica lo Sport di Veneto in poltrona. Risultati della Serie A subito con la nostra Pamela. Hai dimenticato la cartella, sì. Tutto in diretta, eccola qua pronta, vai. No, non ci sono. Ha segnato solo la Lazio, ricordiamo. Sì. Atalanta-Napoli 0-0, Catania-Livorno 0-0, Chievo-Lazio 0-1, Roma-Parma 0-0, Sassuolo-Verona 0-0. Innanzitutto va detto che stanno arrivando veramente tanti messaggi tramite Facebook e anche gli altri social network con cui siamo collegati nel mondo e noi stiamo parlando perché lei finì di mangiare. No, è finito. Così, ecco, lei ha finito di mangiare. Intanto possiamo ufficializzare che Roma-Parma è stata sospesa a livello definitivo perché vedete l'arbitro sta dando la mano, ha detto arrivederci, troppa acqua, si va a casa. Infatti, come dicono a Roma, se non c'è l'acqua ci metti il vino, no? Lo sai, no? Il detto. Non lo sapevo, ma grazie. Ecco, ma con tutta sta acqua insomma non si può fare altro che non poter giocare perché l'Olimpico veramente è impraticabile. Insomma, eravamo rimasti agli amici della scherma, se non sbaglio. Sì. E allora questa settimana Diana veramente importante clou per quanto riguarda gli allenamenti della nazionale, poi fine settimana saranno i campionati italiani, no? Ci vuoi raccontare? Sì, praticamente la collaborazione tra la Federazione Italiana Scherma con la ASUS, Associazione Sportiva Udinese, hanno messo a frutto per la seconda volta consecutiva a ospitare la nazionale assoluta nella nostra palestra. E ci sono 12 atleti, tra i quali i più importanti sono Matteo Tagliarol, il campione olimpico, e Paolo Pizzo, il campione del mondo di spada maschile. E avremo anche 4 maestri della nazionale che sono il maestro Puzzanov, il maestro Di Ciolo di Pisa, il maestro Cadò e il maestro Zanopini di Genova. Poi c'è appunto Chiadò anche di Torino, tra l'altro, che c'è sottolineato. Sì. Senti una cosa, per quanto riguarda l'andamento stagionale dell'ASU, positivo, negativo, si poteva fare meglio? Per quanto riguarda l'andamento stagionale a livello agonistico? A livello agonistico la nazionale sta cercando di mettere a frutto delle nuove possibilità, nuovi risultati che comunque si vedranno in seguito a venire.
Senti, la scelta di Udine non è casuale, no? Per quanto riguarda questo collegiale, possiamo dire così, no? Sì, non è casuale perché la nostra palestra contiene un ampio spazio per poter accogliere gli allenamenti di alto livello. E questi due atleti come si stanno comportando fino adesso? Questi due atleti Matteo Tagliaiolo l'anno scorso ha avuto un infortunio alla mano e quindi sta cercando di riprendersi il meglio possibile. Paolo Pizzo si sta allenando con tutta una grande volontà per poter mettere a frutto dei suoi potenziali. Io so che Anais è lì in attesa di dirsi qualcosa, no? Sei al primo anno per te, no? Almeno così ho, per quanto riguarda la tua categoria, no? Sei arrivata terza al campionato interregionale, no? Sì. Ma è bravo, non guardare me, guarda la telecamera che è molto meglio. Guarda la telecamera. Senti, ma innanzitutto per quanto riguarda la tua categoria volevo chiederti come sta andando, insomma, cioè le tue compagne di squadra si stanno comportando bene oltre a te oppure le devi ogni tanto richiamare quando sei in pedana? No, ma le mie compagne è da quasi un anno che fanno, quindi e sono abbastanza bene perché, per esempio... Grande Claudio. Per esempio nell'ultima gara una è arrivata tra le prime 16, che è un buon risultato. Insomma, tu sei il primo anno, no? che gareggi. Ma quanto ti alleni in una settimana? Quanto ti impegna? 3 volte alla settimana e un allenamento individuale. E quello che dicevamo prima, no? Rispetto agli sport che sono meno sotto i riflettori rispetto al calcio, Certo. sport in cui girano tanti soldi, Calcio, vantaggi e svantaggi, no? Poi tra l'altro non vantaggio che adesso almeno non piove, no? Dentro, rispetto allo stadio Friuli. Indoor. No, a parte, no, tu ridi, io quando mi è capitato di fare un servizio, che mi hanno chiamato proprio loro, ho dovuto fare veramente con l'ombrello, nel senso che pioveva di brutto dentro, infatti avevo consigliato al sindaco Onsel di chiamare i fratelli a Bagnale per fare un indoor per quanto riguarda. Poi stranamente ho detto se serve Pamela poi si era resa disponibile, arriva lì a dargli un 2 colpi di silicone, no? Da evitare che sia la gas all'interno, no? Invece adesso è meglio, no? Sì, la mia domanda era seria, ma in questo studio è difficile. Sì, per quasi fare avanti il impossibile. discorso. Vediamo se ce la Quasi facciamo. impossibile. Torna a fare la domanda perché secondo me se l'hai No, volevo dimenticata. appunto capire con Paolo quali sono i vantaggi e gli svantaggi di così avere una passione per uno sport che ha molti meno introiti rispetto al calcio, ma anche molta meno pressione mediatica però. Sì, meno impressione mediatica, ma diciamo che comunque la scherma è uno sport individuale rispetto al calcio che è uno sport di squadra, quindi è diverso rispetto dal punto di vista della spettacolarità di questo sport. Ma la scherma comunque negli ultimi anni ha avuto un buon riscontro da parte del pubblico perché abbiamo messo a disposizione delle varie possibilità di far capire al pubblico come funziona il gioco della scherma e quindi il pubblico sta cominciando ad appassionarsi e allo stesso tempo abbiamo anche dei personaggi di spicco della scherma quali per esempio Elisa Di Francesca che va in televisione parlando sotto le stelle e ha avuto anche un buon riscontro, ma poi insomma la scherma comunque si sta mettendo in moto. E anche perché abbiamo notato che ci sono stati degli aumenti delle iscrizioni per partecipare a questo sport e a provare a mettersi in pratica le loro potenzialità degli atleti di tutta l'Italia. Claudio, volevi intervenire? Sì, oltre a quello che ha detto il maestro, direi che la domanda che te hai fatto si può anche riassumere nel fatto che non necessariamente uno dice faccio il calcio perché ci sono più soldi o faccio la scherma perché uno fa ciò che gli piace e poi credo che una delle caratteristiche e delle peculiarità che qui in Italia ahimè non sono così importanti come in altri stati è la scuola. La scuola in effetti credo che non curi un po' quella che è l'attività motoria di un giovane, nel senso di far vedere al giovane tutte le possibilità che uno può avere nel conoscere le varie discipline. Quindi manca l'educazione sportiva. Esattamente, proprio... quindi diciamo che oggi fare calcio è chiaro che sei più attratto perché c'è non tanto l'aspetto economico come lei ha fatto notare, cosa che non condivido assolutamente, ma c'è più l'aspetto ludico della cosa, quindi io vado a fare un'attività di gruppo dove mi diverto
e dove anche economicamente non costa niente o pressoché Certo. nulla, quindi il fatto di andare a fare schermo, di andare a fare nuoto, di andare a fare tennis, è chiaro che c'è un costo maggiore, Mhm. perché lo sport è individuale, il maestro ha un Ti costo costa, certo. e quant'altro. Quindi, Golf pesa ancora. quindi sotto questo aspetto io credo che ci sia un sacrificio da parte delle società che hanno pochi introiti, ma soprattutto anche da parte dei genitori, oltre a una passione molto, molto evidente, molto mirata per quanto attiene il giovane che affronta questa disciplina, perché comunque se vinci sei contento, se non vinci devi essere bravo mentalmente, quindi Mhm. è chiaro che qui conta molto chi sta alle tue spalle. Certo. Invece Giovanni, Un scusa, attimo, Gabriele invece no, un attimo, linea alla regia perché si stanno... Sì, a parte che sono arrivati dei messaggi che tra poco leggeremo. Sì. Siccome volevo, adesso stiamo parlando di cose serie e Sì. di sport e di scherma, insomma, c'è però ogni barra pubblicitaria, c'è questo via vai, perché prima siamo rientrati dalla barra pubblicitaria e povera Sara. No, non glielo dovevi dire, Giovanni non ha visto, Cosa perché stavi glielo dici, mangiando, Gemma? Sara? Avevo Sara. una frittola. Cosa stavi mangiando? Come che si dice? Una frittola? No, ma già Ti sei macchiata? No, non ti sei macchiata oggi? Una frittella o frittola? Zeppola. Frittella, grazie. frittola, zeppola. Una zeppola. Chi è che ce l'ha? Abbiamo Luca. l'uomo Luca, che adesso vero? ci spiega l'arcano della frittola, frittera, zeppola. Quello che ci delizia ogni settimana. Esatto, il nostro pusher ufficiale di frittole, ovvero sia Luca Diana della pasticceria Diana di Pordenone Corso Garibaldi. Buon pomeriggio Luca. Ciao a tutti, Ciao, buon Luca. pomeriggio. Ciao Come Luca. state? Senti, dove ti trovi tu in questo momento? Adesso ho appena aperto il negozio Sì. e stiamo guardando la pioggia che viene giù e praticamente non c'è un cane che gira. Ecco, voglio solo ricordare una cosa, che Luca è una bravissima persona, un maestro pasticcere ma juventino. Anch'io. Quindi, vabbè, ma te si sa, si vede, lui no. Allora, senti Luca, adesso settimana scorsa siamo andati avanti più di 4 minuti a discutere cos'è la frittola, nel senso, no cos'è. Non guardarmi non così cos'è. tu, Pamela. Non cos'è. Nel senso, come si traduce in italiano frittola? Ecco. Allora sì, sono andato a rivedermi innanzitutto il vostro, diciamo, la vostra puntualizzazione sull'argomento e devo dire che l'argomento, o meglio, la frittola tira sempre. Beh, su questo non c'è dubbio. Come argomento è sempre molto discusso. No, frittola vuol dire frittella in italiano e da lì non ti piove. Frittella. Poi c'è la frittella, è una pasta, diciamo, tipo una pasta bignè fatta per essere riempita. Quindi una frittella dice Giovanni. frittolo, appunto, in italiano, e va riempita con la crema. Esatto, Come tutte le è frittelle. quello che ho sempre detto io. Poi invece ci sono le altre frittelle che possono essere chiamate castagnole, possono essere chiamate in altri modi, che sono di un impasto più compatto, vengono fatte o con le mele o con altra frutta, ma sono più compatte, diciamo, e più solide, ecco, nella consistenza. No, Luca, voglio chiedere io una cosa a No, Luca. chiedo io hai mai... Tu che sei un maestro pasticcere e che so che tu sei anche un creatore, cioè uno che sperimenta, no? Sì. Hai mai provato con le banane? Diciamo che io sono abbastanza tradizionalista da quel lato lì. La frittella, o meglio frittola, perché mi piace chiamarla frittola. È più perché bello frittola, in anche dialetto secondo me. pordenonese si chiama così, è dedicata appunto a tutti i maschietti. Per le femminucce abbiamo anche i cosiddetti crostoli, che non sono niente male, insomma, ecco. Ma il resto, diciamo, di fritto siamo sempre su questo. Invece ho sentito prima appunto zeppola, e invece il dolce tipico di San Giuseppe, che è una pasta bignè, lo stesso fritta, però è una pasta bignè fatta a mo' di ciambella, rotonda, col buco in mezzo, e poi va riempita con una crema con le maracche. Anche lei con la crema. Vabbè. Ma sempre riempita, ricordo. Sempre riempita. Questa poi c'è il buco in come mezzo, tutte- quindi figurati. Come tutte le frittole, diciamo, vanno riempite, perché Da che mondo è mondo? Io vorrei io vorrei che questa trasmissione arrivasse a maggio, cioè alla fine dei campionati. Guarda, Forse ieri pomeriggio ho fatto una riunione col mio editore per un'ora e 40, non credo proprio che arriveremo a inizio maggio se Ecco. continuiamo così. Vabbè. Appunto, volevo dire. Comunque è sempre un piacere parlare di frittole, ecco. Ma su questo lo sappiamo. Senti, allora raccontaci brevemente per questo carnevale in cui siamo proprio in mezzo al carnevale in questo momento. Certo.
a parte il fatto che da te appunto in Corso Garibaldi, che poi è davanti proprio alla nostra sede in Corso Garibaldi. Che fortunati. Sì, infatti io attraverso la strada e avanti. Hai qualcosa di particolare che vuoi proporre, a parte, scusami Valentina, a parte le cose tradizionali che fai, o è solo tradizione in questo periodo da te? Ma adesso diciamo che siamo nel pieno del carnevale, quindi comincia proprio il consumo maggiore di prodotti fritti. E allora, visto che friggiamo bene, da oggi abbiamo anche iniziato a fare i Krafen freschi tutte le mattine come si deve, ma fatti da noi e fritti ogni mattina freschi. Poi adesso arriva fra una decina di giorni San Valentino e avremo i cioccolatini dedicati a San Valentino e dei cuoricini apposta, fatti proprio per un consumo tête à tête, come si dice, no? A due. E poi finiremo appunto con Carnevale, che quest'anno finisce il 5 di marzo, e poi partiremo con Pasqua. Diciamo che la pasticceria ha dei calendari ben precisi, Certo. a cui dobbiamo sempre dare Certo. ordine, insomma, ecco. Ci chiedeva il nostro preparatore atletico dell'Udinese, Claudio, Sì. con cosa riempi i cuoricini di San Valentino? Allora lì adesso stiamo studiando appunto delle ripieni. monoporzioni, diciamo dei dolcetti, e ancora non abbiamo deciso specificamente cosa, però stiamo studiando qualche crema, diciamo bicolore, una rossa magari una un po' più scura al cioccolato, in modo da dare significato preciso. Comunque diciamo che io mi oriento sempre verso il bianco-nero, ma però bianco-nero perfetto. Bianco-nero accontenta tutti. Che comunque Monocolore, vale anche per l'Udinese, insomma, senza Ah, nulla certo, togliere, infatti, perché io esatto, sono esatto. sì di fede bianco-nera, ma chiaramente prima la Juve, ma la seconda. Sì, per tu l'Udinese, sei di quella per- sbagliata, dai, poi stai Ecco, traviando ecco, anche tuo ecco, figlio, che è Giovanni, c'era piccolo. anche Pamela che voleva chiedere al Sì. nostro Luca? ospite, collega, al nostro Luca, ci mette anche la marmellata nei Krafen, così mi aveva chiesto prima lei. Assolutamente sì. Che I tipo di Krafen- marmellata? Allora noi mettiamo la marmellata di albicocca, Ecco, pura marmellata di albicocca, oppure se no con la crema pasticcera. Diciamo che il Krafen- Che si riempie meglio, no? Ma la crema, ma che Si poi riempie meglio, no? il Krafen nasce con la crema o con la marmellata, Luca? Come nasce il Krafen? Lì è un'altra disquisizione molto ardita, diciamo. Comunque il Krafen è nato con la marmellata. Ecco. Comunque, non ci piove. Luca, scusa, Sì, io preferirei il Krafen col 4-3-3, perché secondo me fa meglio la diagonale quando la mangi. Adesso non so. Ognuno poi si può giocare anche col libero, no? Scusa Luca, ma non puoi farli ripieni al Baileys, per dire? Eccoli, alcolici. Comunque ogni ripieno va bene, purché sia ripieno. Benissimo. Perfetto. L'importante, Su questo possiamo io direi che concordare. per chiudere questo collegamento, in sintesi l'importante è riempire. Questo è fuori di dubbio, perché anche il Krafen chiama, che chiama. la pasta sua chiama una bella partitura. Sì, sì, beh, anche il croissant vuoto non si può. Però questi sono gusti personali. Certo. Luca, non so se ci vedremo domani mattina, sai, io vorrei venire a bere il caffè, vediamo se quando arrivo a casa arrivo integro. E anch'io non so se ci vedremo, perché ci hanno già chiamato anche dal Bellunese per quanto riguarda il soccorso alpino, perché c'è un'emergenza di neve incredibile e hanno già chiamato per dare supporto all'evacuazione della neve dai tetti, soprattutto dagli edifici pubblici. E allora quindi tra lunedì e martedì anch'io dovrò lasciare i miei fornelli e andare a spalare un po' di Devi neve. andare a fare del bene. Buon lavoro allora Luca. Grazie a Luca, grazie Luca Ciao. Diana. Grazie. Grazie. Bene, un collega... Saggi, Ecco, perché... Gemma, mi interrompi sembrava questo strano momento. che non arrivassero, no? Sì. No, giusto per rimanere in tema udinese, frittelle, Bianca Maria ci scrive, anche oggi l'abbiamo buttata in... c'è scritto staiare. non so che- Staiare. Staiare. E che lingua è? Friulano. Ah, ok, allora sono giustificata. Con le frittole, dice lei, con le faccine con il sorriso, con gli smile.
Poi sono arrivati, è arrivato un messaggio che dice: Sara, sei la più bella. Oh, grazie. Questo è un sostenitore di Grazie. Sara, giustamente. E poi sono arrivati altri messaggi WhatsApp, ovviamente tanti risultati che arrivano. Adesso il gioco Ormai oggi... dobbiamo chiuderlo il gioco, che ora è, Gemma? infatti, stavo guardando l'ora. Fino a che ora si può giocare Ma oggi? io lo allungherei fino all'inizio, a questo punto del secondo tempo, quindi non alla fine del primo. Fino che alle tanto, 16? Sì, fino alle 16 diamo la possibilità, dobbiamo proprio dare via questo frigo. Sì, è l'ultima domenica. È l'ultima domenica che c'è, cerchiamo di regalarlo e allora protraiamo l'orario del gioco fino alle 16. Ricordiamo che dovete indovinare Sassuolo-Verona, che al momento è, Pamela? 0-0. Che domande mi fai della serie, no? E poi, oltre appunto a tanti risultati, è arrivato un messaggio da parte del Dartin Pasha che dice: un campione può vincere una partita, ma solo l'unione di squadra può farti vincere un campionato. E poi, ancora altri messaggi che arrivano. Sentiamo. Assolutamente sì. Pamela sempre presente in diretta. Bene. E ancora, ecco, questa è una domanda seria, nel senso, ad Alberto Commisso, il nostro Alberto. Sì, che già parlare con Alberto Commisso in maniera seria diventa difficile. È tutto specialmente quando per me sono le vostre serate. Sì, durante le serate è impossibile. Ecco. Allora, volevo fare una domanda o due all'inviato Alberto Commisso. È veramente il Pordenone la squadra più adatta ad essere promossa nella serie maggiore? E cosa ne pensi invece di questa bella Sacilese? Vai un tuo amico ungulato di Villacco Villa Co. Di Villacco? Di Villacco? Casualmente un amico ungulato di Villacco. Come, ma vai spesso a Io Villacco, amici abbastanza. Alberto? Sì, lui è molto amico dell'Austria. Vai a sciare, cosa fai? Sì, esatto. Tu sai che abbiamo un canale Slip privilegiato. abbiamo Altre cose. diversi, insomma, abbiamo, Mangiare la insomma, Zucker. Sì, dai, abbiamo... Ripiena? Sono molto le molti locali adesso. Dipende dai gusti, insomma. Certo. No? La Zucker è con la marmellata. mi Eh sì, sembra. c'è la marmellata di albicocche, se non sbaglio. Però il club, insomma, degli ungulati, insomma, diamo adito che è sempre presente, insomma. Beh, ovunque, certo. no? Quindi rispondi a queste Ovunque due vai. domande, Alberto. Tu che sei appunto il nostro inviato e quindi la Serie D la vedi dal campo. Ma allora, parlando seriamente, il Pordenone ha i mezzi sicuramente per andare su, anche perché è una squadra che si è rinforzata molto, insomma, rispetto anche all'anno scorso, e la classifica comunque lo dimostra. Questi 2 punti di distacco dal Marano, secondo me, non devono preoccupare, non c'è alcun allarmismo o preallarmismo, insomma, che si possa insomma recitare e dire. C'è un dato di fatto, anche diceva appunto insomma Cleo Fabrao prima, il vero match, il big match insomma, si disputerà a Marano, e io spero naturalmente insomma di esserci in quell'occasione, insomma Giovanni. Che pensi che vada io? No, saprò il benestare tuo, io chiaramente insomma sarò patriota e andrò naturalmente a Morsano, a Marano a vedere il Pordenone, e si giocherà lì insomma il big match la stagione. Altre partite sì, sono degli scontri che però credo a questo punto a stagione né Pordenone né Marano insomma debbano temere. La Sacilese sì, la Sacilese è una bella squadra, l'ho vista parecchie volte in questa stagione, ha sicuramente il potenziale e la forza per arrivare ai playoff. Abbiamo sentito insomma Cleo fa che però insomma serviranno a ben poco, però naturalmente insomma già il motivo di essere fra le prime 4 o 5 in un campionato comunque virtuoso e difficile come la Serie D, sicuramente insomma, e con squadre poi anche ben equipaggiate, ben dotate, sicuramente insomma da risalto. E soprattutto speriamo al 25 aprile di rivedere il pubblico che ha sostenuto la squadra, sia il Pordenone che la Sacilese, del derby, il derby insomma che è finito 2-2, e soprattutto quel grosso pubblico che non si vedeva da anni, e soprattutto insomma gli ultra. Lasciamo stare appunto gli scherni, le battute che si sono fatte durante appunto la partita fra una tifoseria e l'altra, però stati insomma così di Serie D, vederli pieni, e non solo in certe occasioni, cioè di derby, fanno veramente insomma riempire il cuore di gioia. Quindi ricapitolando, credo che il Marano stia facendo comunque un campionato importantissimo e meriterebbe comunque la promozione diretta. Pordenone sì, ha un grandissimo Emil Zubin, ha segnato più di 200 gol in carriera, e chiaramente l'augurio, e credo che ne possa fare degli altri.
E poi naturalmente insomma tutto insomma, si vedrà fra un mese esatto in quel di Marano e vedremo chi delle due squadre avrà sicuramente la meglio e speriamo in un allungo insomma di una o dell'altra squadra, altrimenti insomma il campionato un testa a testa ci farebbe insomma vivere delle domeniche troppo intense al cardiopalma, no? Quindi io magari insomma vedrei meglio un filotto di vittorie, magari insomma un distacco come sta avvenendo anche nel campionato adesso a 2 di calcio a 5. Io per il giornale mio per il quale scrivo seguo la New Team, una bellissima realtà di San Vito al Tagliamento e prima è capolista nel suo girone di A2 di calcio a 5 e ha accumulato ben 7 punti di vantaggio rispetto al Città di Sesto, che è seconda in classifica, Che è con una sarda, partita ricordiamo, una bravissima, squadra sarda. con una partita in meno ancora insomma da giocare rispetto agli isolani, quindi questo qua è un filotto di vittorie importante, quindi credo che veramente la squadra di Pierpaolo Visentin, che spererei anche di avere, che speriamo tutti insomma di averlo prima o poi ospite anche qua in trasmissione, certo. è sicuramente una cosa importante che dà lustro alla nostra provincia, alla nostra regione, quindi sei una pordenonese in vetta alla classifica e poi in una promozione così bella in un campionato insomma di massimo come risalto come la 1 potrebbe essere veramente un risultato storico importante per le nostre realtà. Soprattutto anche per una realtà come San Vito del Tagliamento, Certo. anche se la squadra ricordiamo che gioca a San Vito del Tagliamento ma in realtà è di Gradisca, mi sembra. Sì, una loro roba strana, non si capisce bene. sì, loro sono della provincia di Gorizia, Esatto. però naturalmente per motivi, diciamo così, burocratici di ospitalità hanno scelto insomma San Vito, però parlando con il nostro Pierpaolo Visentin, presidente, loro si sentono adesso molto più sanvitesi. Non so se per un dato di convenienza o meno, ma comunque anche loro, perché l'impianto è naturalmente, bellissimo. l'impianto, diciamo la verità. il palasport di Ligugnana Ligugnana è sì. sicuramente bello. Aspetta Spero che- di aver esaudito le... Che naturalmente Sara sa dove è Ligugnana. No, ma me l'hai già chiesto domenica scorsa. No, quello era Prodolone. Quello era Prodolone. Ligugnana è un'altra È sempre frazione di San Vito San Vito al Tagliamento. Tagliamento, insomma. Vabbè. Adesso mi sembra che c'è un collegamento. No, aspetta GP, aspetta un attimo, perché adesso sì, visto che appunto stava parlando Alberto, no? Sì. E a me è venuto in mente quando ho visto Alberto, non so perché, mi è venuto in mente una cantina. Ma questo ne parliamo dopo, perché è arrivato un messaggio che così all'improvviso dice: altra domanda per Alberto, ma questa pettinatura che hai, te l'ha fatta un barbiere allucinato o ti è venuta vedendo le partite della Sanvitese? Allora, Intanto la Sanvitese ha fatto 3 vittorie consecutive, correggimi se Intanto sbaglio. Alberto ha una pettinatura e Giovanni è una roba incolta, strana. Ecco, quindi ode a... Hai visto? Si fa anche. D'altra parte si sa che i galli hanno le creste, voglio dire, no? Quindi sì. Siccome parlavamo, stava parlando Alberto, mi è venuto in mente la cantina. Hai chiamato? E mi è venuto in mente il terzo del trio Certo. GP, Alberto e il nostro Robby Visentin, direttamente steso, non al chiosco oggi, ma steso sul divano di casa che ci sta seguendo. A posto, Mi sembra giusto. E quindi abbiamo in collegamento il nostro inviato dal suo divano di casa per Fincantieri Monfalcone, Roberto Visentin. Buon pomeriggio! Ciao a tutti. Si sente Ero che sei... incerto se la trasmissione era quella giusta o era la prova del fuoco. Non ero così sicuro. Allora Roberto, Monfalcone dunque che si appresta a riprendere il campionato di Serie D domenica prossima naturalmente, o siete d'anticipo? Ci fai la sorpresa? No, giocate di domenica. No, giochiamo domenica a Belluno. Ecco, domenica a Belluno uno scontro con la terza in classifica, ricordiamolo, Belluno ha 40 punti. Una squadra forse di quelle del secondo campionato, no? Perché ricordiamo che in Serie D ci sono 3 campionati, quello di testa che vede Marano e Pordenone, quello diciamo di seconda fascia che parte dal Belluno e arriva fino in questo momento alla Fenadora, l'Unione Ripa alla Fenadora piuttosto che San Paolo Padova, e poi quello di coda che vi vede purtroppo coinvolti a 20 punti alla quart'ultima posizione insieme al Mezzo Corona. Come riprenderete il campionato? Voglio dire, siete corroborati dall'ultima vittoria importantissima. Mister Zoratti cosa dice ai ragazzi in questi giorni che appunto non c'è l'impegno della domenica? Ma il mister Zoratti tiene sempre tutti i ragazzi sul pezzo, come suol dirsi, no? Li sta spronando, li sta facendo allenare anche venerdì sotto una pioggia torrenziale, li ha fatti allenare le solite 2 ore pomeridiane, diciamo. Niente, stiamo a riprendere di nuovo il campionato, portare avanti queste ultime, penso,
10-12 partite che mancano alla fine, con la consapevolezza di giocarcela assolutamente, anche perché come giustamente dicevi tu, il campionato, fatto salve le prime due che fanno campionato a sé, e forse l'ultima, io non voglio per l'amore di Dio mandarla giù prima dell'ora, però forse l'ultima, le altre fanno un campionato abbastanza diciamo abbastanza tutte assieme, se la giocano un po' tutte, ecco, diciamo, delle squadre. Andiamo a Belluno con la consapevolezza di poter fare il risultato, non è detto che sia così sicuro il tutto, però ci proviamo sicuramente. Certo, una cosa che interessa molto ai nostri ascoltatori, che ci segue da sempre oramai, visto che i collegamenti con gli amici della Fincantieri Monfalcone sono sempre molto coloriti, avete già preparato il menù per la trasferta di Belluno? Non ancora, non ci siamo ancora preparati a questo, anche perché subito dopo ci aspetta una domenica abbastanza importante dal lato dell'organizzazione interna, visto che avremo il derby con la Triestina, quindi dobbiamo come dire, mettere assieme le due cose. Ecco. Certo, quindi lì più che il fattore sportivo, il fattore enogastronomico sarà importantissimo con la Triestina. Decisamente sì, come lo sai. Ovvio. Guarda, mi dispiace solo che giocate di domenica, perché venire a vedere Monfalcone e Triestina sarebbe clamoroso, guarda. Robby, non riuscite direi ad di sì. anticipare la Penso che partita? qualcuno mi raggiungerà forse per quella partita, no? Non potete chiedere, Robby, non puoi chiedere a nome nostro che noi vogliamo venire a vedere se riuscite a anticipare a sabato, così possiamo partecipare anche noi. Non credo, forse è anche un problema di ordine pubblico, sai, perché l'ultima volta che abbiamo fatto questa richiesta l'anno scorso c'è stato più di qualche problema, quindi... No, pensavo di ordine pubblico dopo l'ultima che siamo venuti a vedere noi Monfalcone e Pordenone, sinceramente. Sei venuto, non mi ricordo. Sì, beh, ci credo che non... Volevo dirti che abbiamo come ci siamo ricordati di te l'altro giorno quando... tutti assieme, squadra, dirigenti, ci siamo recati in un noto ristorante della zona acquatica del Monfalconese, precisamente i Pescadori, e dove abbiamo tirato per le lunghe, diciamo così, visto che quando sono entrato a casa erano circa le 4:15. Sì, bene. E con il giorno dopo naturalmente al lavoro presto. Beh, chiaramente. Oramai chi a Tempra non ha paura di arrivare a casa alle 4:15. Allora, io vado a seguire Fincantieri Monfalcone e difficile Triestina. però, il giorno dopo. Il giorno dopo? Non ho capito. Sì, è difficile. Il giorno dopo si accusa. Non devi fare, il giorno dopo è duro. Beh sì. Allora io abbiamo con gli anni più difficili da recuperare, Giovanni, tu dovresti saper benissimo, no? Lo dovrebbe sapere. Allora, che hai da poco passato i 50, no? E allora io ti ricordo che intanto vi abbiamo sconfitto in trasferta, aspettiamo il ritorno a casa nostra, voglio solo ricordarti questo, no? Perché non per il fatto sportivo, perché io sono tifoso dell'Udinese, perché la mia squadra dell'altra domenica ha sconfitto quella voi due? della Fincantieri. No, voi due, eravamo in tre, c'era anche Vittorio. C'era anche Vittorio. Ha sconfitto la Fincantieri Monfalcone a Monfalcone. Dovete venire voi a Pordenone adesso, questo è il problema. Sì, però ti sei fatto accompagnare dall'autista fino a casa. Male, no? Noi siamo una squadra, io sono arrivato fino a un certo punto e poi è stato fatto il pit stop famoso. Hanno fatto una staffetta. Un avvicinamento fra capitano e vice. Esatto. Allora, naturalmente... io ti ringrazio Roberto, grazie delle informazioni che ci hai dato, ci sentiamo ovviamente domenica prossima da Belluno, io ti auguro una buona settimana, naturalmente a tutta la vostra società un in bocca al lupo per questa trasferta molto molto difficile, devo dire. Grazie a voi e ci risentiamo domenica se non prima. Certo. Perfetto, grazie Roberto, ciao. Scusa, posso farti una richiesta? Sì, un disco? Il vostro regista non potrebbe inquadrarmi, Gemma, per cortesia, visto che fino adesso l'ho sentita solo al telefono. Lei si rifiuta, noi vorremmo, ma lei non vuole. È timida. È timida, è così. Gemma è la famosa donna del mistero, si sente la voce, si sa cosa fa, ma non la si vede. Ecco. Va bene, grazie Roberto. Saluti a tutti, ciao. Ciao Roberto. E allora noi ci dobbiamo fermare per un'altra pausa pubblicitaria, anzi no, facciamo così, prima di fermarci, tutta la Serie A è finita. Pamela, ricordaci cosa sta succedendo dopo il primo tempo. Atalanta-Napoli 0-0, Catania-Livorno 0-0, Chievo-Lazio 0-1 e Roma-Parma 0-0, Sassuolo-Verona 0-0. Roma-Parma comunque è stata sospesa e si riprenderà, non si sa quando, dall'8° minuto del primo tempo. Ho capito.
Claudio, allora, un risultato ci fa comodo, no? Chievo-Lazio, visto che domenica sabato affrontiamo il Chievo a Udine. Ma tutti questi 0-0 di primi tempi è dovuto solamente a brutti tempi o così, o si comincia le partite della paura? Certo che adesso le giornate che mancano, ogni domenica ce n'è una in meno, quindi si comincia a fare anche un po' di conti e credo anche che cominci a essere un gioco un attimino più sparagnino, più controllato, più chiuso. Immagino che sia così per le squadre che si devono salvare, perché probabilmente se i conti, gli addetti alle statistiche dicono che 40 punti in genere sono quelli relativi alla salvezza matematica, credo che andando avanti di questo passo la media si abbassa ulteriormente. Addirittura, sì. Ma sì, probabilmente la tendenza sui 38, quindi ecco perché anche il fatto di giocare in questa maniera può avere una giustificazione. In ogni caso bisogna anche dire con molta onestà che le ultime della classifica finora hanno fatto vedere così un calcio direi molto scontato, quindi tra virgolette, quindi anche il potenziale che possono offrire è quello che è, insomma, quindi è chiaro che mettono a disposizione tutto quello che hanno, sfruttando un po' le strategie tattiche più che quelle individuali, perché i talenti come ben si vede ce n'è sempre meno, insomma, e costano una barca di soldi, per cui chi se li può permettere non sono certo in quelle squadre. Ecco, prima della pubblicità volevo la tua battuta, un flash proprio. Hernanes 18 milioni più 2 all'Inter dalla Lazio. Io non sono un esperto per quanto attiene al fatto di poter dire li vale o non li vale, posso dire soltanto che Hernanes è un grande giocatore. Sì, non c'è dubbio, però mi sembra una cifra sai, il mercato, rapportata ad altri. Giustamente mercato, si dice se glieli danno vuol dire che vale. Il mercato si basa sulla domanda e sull'offerta, sì, esatto. Se tu chiedi e l'altro ti dà, cosa dici che... No, assolutamente. È un pirla. No. In questo caso forse anche sì. In questo caso perché appunto questi soldi qua, voglio dire. Dico, nel calcio tutto è possibile. È chiaro che così come dall'oggi al domani nasce un talento che a costo zero, dopodomani può essere smentito, insomma, da risultati, e per fortuna il calcio è bello per questo, perché tutti hanno ragione, perché tutti possono dire la loro, altrimenti non saremmo qui a discutere, perché sarebbe molto scontato un po' tutto, ecco, credo. E poi il fatto che comunque sia uno sport o uno spettacolo, per meglio dire, abbastanza mondiale, credo che sia ancora più difficile emulare un po' quello che fanno i club come l'Udinese, perché comunque dietro al lavoro del mio club c'è una grande organizzazione e ci sono anni e anni di semina, tra virgolette, per cui molti cercano di imitare, ma ahimè con risultati altalenanti, credo, da quello che si vede, perché possiamo giudicare soltanto i fatti, ovviamente. Bene, allora io direi, anche se siamo in ritardo, oggi non essendoci appunto le partite di D e dell'eccellenza possiamo andare anche più lisci. Esatto, diamo la linea però alla regia per la pubblicità, noi ci rivediamo subito dopo perché parleremo di preparazione atletica naturalmente, visto Claudio Bordon in studio con noi questo pomeriggio, parleremo di come si preparano appunto le squadre del calcio Balilla 11 contro 11, ho il lontanissimo sospetto di saperlo, ma non lo so, dopo vediamo se Ottego conferma. E poi voglio chiedere a Luca, da tanti anni la sua squadra arriva sempre molto bene nelle finali nazionali, come si riesce appunto anche lì se c'è un allenamento specifico per il gioco delle freccette, non subito ma tra 4 minuti con l'altra domenica allo Sport Triveneto in poltrona. A tra poco. Passa prima da In Outlet, spaccio aziendale elettrodomestici grandi marchi. In Outlet Friuli, a Pradamano dietro al Bennett, a Roveredo in Piano dietro a Bartolini. Stile, carattere, prestazioni. Prova una passione integrale. Subaru, il marchio sinonimo di trazione integrale. Sina Auto, tutta la gamma Subaru la puoi vedere e provare da Sina Auto. La passione integrale. Sina Auto, concessionaria esclusiva Subaru per Pordenone e provincia.
Noi vi vogliamo sorridenti. Ottoboni Dental Clinic. Siamo un'equipe di professionisti. Vi offriamo i servizi più evoluti per la cura e la salute del vostro sorriso. Ottoboni Dental Clinic. Le nostre cure dentali sono garantite nel tempo, in un contesto rilassante, per offrirvi il trattamento più efficace. Ottoboni Dental Clinic. Noi vi vogliamo sorridenti. Ottoboni Dental Clinic. Passione per il sorriso. In centro a Pordenone, in piazzetta Ottoboni 4C. Fissa un appuntamento senza impegno telefonando allo 0434 27 28 6. 20 anni. 20 anni di birra, di gusto e di splendide serate. La Cerveseria. Ma che birreria? È la Cerveseria. Squisite specialità come il panin con rosto, la nostra nuova specialità. E poi galletto ai ferri, il mega würstel, lo stinco alla bavarese, il cosciotto e la lubianska. 20 anni di Cerveseria. Tanti tipi di birra per i gusti più esigenti. La Cerveseria in Viale Madonna di Rosa a San Vito al Tagliamento. L'amore per il verde, la passione per i colori. Giardino Fiorito, una vasta scelta di piante e fiori. Il posto ideale per trovare tutti i prodotti per la cura delle vostre piante e la cura del vostro verde. Giardino Fiorito, anche una vasta gamma di piante da orto e stagionali, terricci, vasi in plastica e terracotta. Dove c'è verde, c'è Giardino Fiorito. A Porcia, via Sant'Antonio 18, sulla statale Pontebana. Delizioso! Le pizze, la gastronomia, i mega panini, gli snacks, tutto con i migliori prodotti e tutto direttamente a casa tua, al Buon Gustaio. Se vi siete stufati di cucinare, al Buon Gustaio, tutto pronto. Le pizze con 3 impasti diversi, tradizionale, ai 5 cereali, Camut, i mega panini, gli snacks, le piadine, le insalatone, al Buon Gustaio. E se fai una festa, ci pensiamo a tutto noi, per banchetti, pranzi o cene. Tutto direttamente dove vuoi tu. Chiamaci al Buon Gustaio. Keep your spirit alive. Nuovo RAV4, da sempre il SUV. Oggi diesel da 23.500 euro. Vieni a provare il nuovo RAV4 presso Carini Auto, concessionaria esclusiva Toyota, Viale Treviso 27A, Pordenone. L'altra domenica allo Sport Triveneto in poltrona siamo rientrati, praticamente hanno lasciato solo le conduttrici, hanno lasciato solo le donne perché Omar si sta cibando col bicchiere in mano e la fritola in bocca e credo che... No, Eddie c'è, perché di solito quando sparisce Giovanni sparisce anche tu. Sì, no, di solito si va a fumare. Ma... Non si va a fumare. Io volevo... Riusciamo a inquadrare questa foto? È di Bianca Maria, la nostra amica dell'Udinese, che ha postato questa foto carinissima di lei con la maglietta dell'Udinese e il suo cucciolo. Si vede? Si vede qualcosa? Vabbè, è un cucciolo magnifico. E di che dorme lui? E ha scritto Aleudin. Ciao Bianca Maria, sei la mia tifosa preferita. Blim 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 blim. Oh, sei tornato? Dimmi, sì Gemma, siamo qua. Sì, sono arrivati dei messaggi, oltre che tra poco rilanciamo anche il sondaggione perché abbiamo ancora solo un'ora e ricordiamo anche il nostro gioco, giusto? Perché ricordiamo il nostro gioco 3 su 3, abbiamo ancora 10 minuti per indovinare Sassuolo-Verona. Ricordiamolo bene che perché cosa è successo, Pamela? Nulla di che alla fine. Beh, insomma, come nulla di che ha segnato? È importante perché il Verona è passato in vantaggio a Reggio Emilia 1-0 sul Sassuolo. Quindi 3 su 3, resta da indovinare Sassuolo-Verona, ci sono ancora, Giovanni ha decretato fino alle 16:15 mi ha detto. Benissimo. Quindi questo frigo lo vogliamo dare via. Forse c'è anche il recupero, forse.
sul 3 su 3. Andiamo alla lavagnetta, ecco, Quindi scriveteci sulla pagina Facebook, via WhatsApp, potete chiamare, mandare i messaggini e noi raccogliamo il vostro risultato e se vincete vi mandiamo un frigo. Sì, poi Sara, sono arrivati altri messaggi, tantissimi pronostici oggi, veramente un sacco, e ce n'è uno che manda il pronostico e poi dice Pamela sempre in trasmissione. Ecco, mettiamo via Giovanni, secondo me possiamo alleggerire così lo studio. Poi un altro potere alle messaggio dice Sara, sei la stella dell'altra domenica, Ma che ti bello. seguiamo sempre. Chi è? pianeta. È la mia mamma, chi è? No, non si firma, però insomma è una cosa carina. È una cosa carina. Giovanni, ho dei messaggi carini. Poi un altro messaggio dice ad Alberto consiglio il parrucchiere di Pamela. Oh madonna. Cioè si deve far crescere i capelli? No, basta. Insomma. Basta. No, non lo so che cosa intendesse, però. Poi ancora tanti messaggi che arrivano appunto per Pamela, dice qualcuno che non si firma, assolutamente sì Pamela, sempre presente in diretta. E poi un messaggio che dice bene, adesso che ho adempito le mie promesse con Commisso posso segnarmi nel calendario la sera che mi offrirà un long drink dalle cecofobe? Da chi? Non so. Alberto, devi spiegare questo messaggio. Ma non lo so, va a interpretazione. Che promesse? credo. Che promesse hai fatto? Oddio, ne faccio tante e poi difficile poi mantenere. restano Le classiche No, promesse da futuro marinaio politico. le chiamo io. Esatto, sì. Vabbè, le amiche ceche sono amiche che hanno un bellissimo locale a San Vito, Bet and Drink, e vai là. da- Poi ecco, sempre loro credo dicono ciao Giovanni, guarda che te Alberto vi aspettiamo al Bet and Drink, che ci sono 2 aperitivi, un bacio da Lada ed Eva. Ma guarda che Eva! Sì. mai 2 succhi di frutta, voglio dire. Ma fossero, il problema non è il fatto di andare lì, è che fossero mai solo 2 aperitivi. Questo è il problema, non sono mai Si 2. parte con 2 e poi si avanza, no? Certo. Facciamo la scala. Giovanni, sai che ha segnato il Verona? Ha segnato il Verona? Sì, il 3 su 3 si è mosso, siamo 0-1. E ha segnato anche l'Atalanta. E anche l'Atalanta. Allora, Pamela, riepilogaci dopo pochi minuti del primo tempo, ovvero sia 9 più o meno, no? No, 1. Allora, 1-3. l'Atalanta 1-3. sta vincendo contro il Napoli 1-0, Sì. il Catania-Livorno 0-1 per il Livorno, Chievo-Lazio 0-1 per il Lazio, Roma-Parma è ancora No, sospesa, proprio sospesa definitiva. sospesa definitiva, Sassuolo-Verona invece 0-1 per il Verona. Bene. E chi ha segnato per l'Atalanta? Dennis. Dennis. Bella domanda, me lo potevi È un dire ragazzo prima, molto no? serio. A questo proposito, adesso, siccome giustamente poi Claudio anche stamattina l'Udinese ha lavorato, nonostante appunto... A che ora siete rientrati, Claudio, stanotte? Che gol che sia mercato. Abbastanza presto. Beh, anche perché la partita è finita appunto verso le 8-10, insomma. Raccontaci un po' della preparazione dell'Udinese, perché è una cosa secondo me molto interessante anche per chi è a casa. Facciamo un angolo anche ogni tanto serio e soprattutto poi in relazione a questo raccontaci come si prepara una squadra, ad esempio le nazionali che andranno al mondiale, che giocheranno a temperature UFO, no? Certe partite addirittura le giocano a mezzogiorno in Brasile e sarà a giugno inoltrato e con alti tassi di umidità, quindi anche difficoltà, vero? Per una preparazione adeguata, no? Ma io credo che non è che si potranno fare grandi correttivi, il fatto stesso che io vedo che insomma i papabili nazionali delle varie nazioni appunto si gestiscono insomma anche sotto questo aspetto. L'anno prima delle nazionali in genere c'è una piccola preoccupazione per quanto riguarda il rendimento, la continuità di rendimento di questi ragazzi, quindi poi quando vanno nelle rispettive nazionali io credo che non è che possono fare grandi cose, possono soltanto lavorare sul recupero, lavorare sulla rigenerazione, non tanto su quello che attiene all'implementazione di una qualità fisica che comunque arriva già allo stremo delle forze dopo una stagione. Sì, credo che sotto questo aspetto non sarà più che altro un problema proprio come ripeto medico e anche diciamo di rigenerare un po' il sistema, diciamo lavorare molto sulla componente aerobica, su questi aspetti, sul mantenimento della forza. Poi sarà sicuramente compito dell'allenatore mettere insieme un organico che finalmente per loro hanno a disposizione tutti i convocati per un lungo periodo, quindi Certo. è questo la grande differenza che ci può essere
tra una nazionale e un'altra, insomma. Scusami Alberto, una domanda volevo farla. A Udine ci sono diversi nazionali di squadre non italiane che faranno i mondiali. Ti sono arrivate telefonate di tuoi colleghi delle nazionali chiedendoti cose in particolare di questi giocatori o ognuno si gestisce come Ma si direi vuole? che in genere capita molto spesso, cioè per quanto riguarda noi, i ragazzi che vanno in nazionale lasciamo tutti i dati relativi alle loro valutazioni, per cui in genere nella mia esperienza ti posso dire che è reciproca la cosa, Certo. noi consegniamo il loro plico relativo alle loro valutazioni, alle loro performance di base, diciamo quello che noi chiamiamo motore al banco, e così avviene quando arrivano da noi, insomma, e se c'è qualche esigenza particolare viene fatto notare. Però ti devo dire che comunque qua in Italia, per quanto riguarda un po' la professionalità dei miei colleghi e degli staff in genere, direi che è di altissimo livello, quindi c'è stato un grandissimo incremento per quanto attiene alla cura della prevenzione e dell'allenamento. Infatti quello che voi potete notare guardando un po' tutto lo scenario delle gare della Serie A, si può vedere che c'è poca differenza sotto l'aspetto fisico, cosa che 5-6 anni fa era molto più evidente. Oggi invece devo dire che i team sono molto preparati. Come dicevo poc'anzi, questo è dovuto anche al fatto che gli allenatori, grazie alla scuola di Coverciano, grazie a questi stage che vengono fatti in continuazione, che sono resi obbligatori dalle stesse federazioni, permette loro di elevare notevolmente il livello di conoscenze culturale e anche così di scambio relativo alle proprie esperienze. Tant'è che anche in campo non solo europeo ma anche mondiale abbiamo molti allenatori italiani che oggi vengono richiesti per allenare sia team nazionali che club, insomma. Ti volevo invece chiedere la preparazione, un po' commento, il tuo giudizio, la preparazione di Totò di Natale. Allo stato la reputi sufficiente, su buoni livelli, ancora insufficiente perché vediamo bene che sta alternando prestazioni lodevoli e prestazioni un po' opache. Allora tu che sei il preparatore atletico volevo direttamente sapere dalla tua bocca come giudicavi complessivamente la preparazione di Totò. Allora c'è da dire una cosa, lo staff dell'Udinese Calcio è uno staff abbastanza ampio, direi ampio al punto tale che si può avere la presunzione di quasi poter seguire i giocatori individualmente. Totò Natale è uno di questi, Totò di Natale è uno di questi, nel senso che viene seguito specificatamente dal collega Artico per quanto attiene alla preparazione fisica e quindi abbiamo la possibilità così di poter utilizzare questo giocatore al meglio delle sue possibilità attuali. Non dimentichiamo che comunque l'uomo non è una macchina e pertanto non essendo una macchina si può tranquillamente dire che ci sono dei momenti anche di cali prestazionali dovuti non soltanto ad aver centrato o meno la preparazione ma anche a aspetti psicologici o ad aspetti così inerenti quelle che sono le dinamiche all'interno di un gruppo. Non dimentichiamo che comunque in un gruppo ci sono 30 giocatori, 28, 30, 32, quindi avviene molto spesso che a causa di infortuni, a causa di squalifiche, a causa di altre problematiche può succedere che si fa più fatica a mettere assieme un po' quelle che sono le vie comunicative, proprio quelle che derivano dalla capacità che hai di trasmettere questo attrezzo da un uomo all'altro nella maniera più consona possibile. Ora il fatto di dire che Totò di Natale non è quello degli anni scorsi, non dimentichiamo che Totò di Natale è un grande campione prima di tutto ed è un grande giocatore oltre ad essere un grande campione, quindi ha delle qualità balistiche non indifferenti, ce la fate vedere, è un giocatore che è da 4-5 anni in doppia cifra, tolto quest'anno e lo sentiamo molto bene, ahimè,
Quindi credo che Totò Di Natale per un attimo ha rifiatato, nel senso che non si sarà detto vabbè, prima o poi dovrò finire. Probabilmente nella sua testa qualcosa è successo, non lo sappiamo bene che cosa, lo sa soltanto lui, oppure non lo sa nessuno. Questo è quello che avviene comunque, credo, nella vita di ogni atleta. E io credo che Totò Di Natale se lo può anche permettere di avere un attimo di gap e di calo, quindi credo che poi, essendo un grande campione con me, e lo sta facendo vedere, mi avete fatto notare anche voi che questa ultima gara si è vista un'altra presenza. Lui è un giocatore responsabile che sa bene quando è il momento di giocare di più per la squadra, di mettersi al servizio della squadra, perché è anche il nostro capitano, quindi è ovvio che non so cosa dire altro se non quello che uno come lui, integro, è ancora qui che gioca, insomma. Altri della sua età hanno già appeso le scarpe al chiodo. Come ecco, a conforto di quanto dicevi adesso, Claudio, c'è stata proprio un'evoluzione proprio rispetto all'ultima partita da parte di Natale. Lo si è visto molto vicino ai giovani, molto vicino alla squadra. Quando Nico Lopez si è fatto parare il pallone che tranquillamente dandolo Di Natale avrebbe avuto buone possibilità di segnare, non si è arrabbiato, anzi lo ha confortato. Poi alla fine ha incitato i compagni ad andare sotto là, quindi è proprio un cambio, credo anche di testa mentale, no? Sente la responsabilità di essere comunque uno che deve dare qualcosa in più rispetto agli altri ragazzi giovani. Che hai già detto, cioè non serve neanche rispondere, perché comunque hai già fatto una domanda che presuppone una logica risposta, che è quella dove abbiamo detto, anche discutendo precedentemente, che c'è stata una presa di coscienza un po' di questa situazione, che comunque è stato detto, se noi gruppo storico tra virgolette non ci mettiamo nelle condizioni di aiutare questi ragazzi che comunque sono la prima volta che giocano in Serie A, hanno cambiato squadra, arrivano da un'altra nazione, non ci mettiamo anche noi nelle condizioni di essere un attimino più presenti, anche più guida, ciò non può avvenire. L'allenatore, la società non è che può fare di più di quello che sta facendo, perché, torno a ripetere, qui è veramente un grande segno di grande professionalità da parte di tutti, ma anche un segno di grande organizzazione e di attenzione da parte della società, perché comunque qui nell'Udinese Calcio c'è una struttura, che come ho detto prima, invidiabile sotto tutti gli aspetti, perché il giocatore viene seguito per quanto attiene a tutte le sue problematiche. Qualcuno potrebbe dire anche troppo, non è mai troppo, perché comunque qui fai il calciatore e io ti devo dare la possibilità di farlo al meglio delle tue, di quanto ti è possibile. Ecco, quindi. Senti, dai. Un attimo che... Scusate, c'era un collegamento, giustamente i nostri inviati sono sempre molto attivi. Allora, dal salotto di casa sua, in versione babysitter, abbiamo Pier Antonio Stella. Bene. Oggi è un impegno importantissimo, perché anche lui doveva essere ospite in studio con noi. Sua moglie ha detto: se tu domenica non stai a casa, dormi sullo zerbino. E allora, per la Sacilese Calcio, Pier Antonio Stella dal salotto di casa sua con sua figlia, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a te Giovanni, buon pomeriggio a tutti i tuoi ospiti e grazie di avermi chiamato. Ma tu sai che io ti ho salvato il matrimonio oggi, vero? Infatti, no, sicuramente è una delle, come sai, insomma, delle poche domeniche libere da qui a maggio, per cui ho approfittato per dedicare alla mia piccolina di 14 mesi, che insomma, è stranamente, infatti oggi mi guardava con occhi straniti, come dire, cosa fai qua tu? Cosa fai tu qua di domenica? Strano che non ti ha detto proprio vai via per favore, perché sto così bene con la mamma la domenica. Allora, infatti questa è una possibilità. Allora Pier Antonio, dopo questa bellissima prestazione, devo dire, no? Domenica col Pordenone, un 2-2, ricordiamolo, molto avvincente, molto, molto divertente poi per la gente che è stata allo stadio, per i tifosi che sono venuti, forse più contenti quelli
della Sacilese che quelli del Pordenone, visto che poi il Marano appunto vincendo ha sorpassato il Pordenone, ma comunque è stata una grande bella giornata di calcio e di sport. La Sacilese in questo momento, ovviamente allenandosi e cercando di preparare al meglio la prossima partita, visto la posizione in classifica, punta dritta ai playoff per cercare di appunto di agguantare quei posti che prima Cleo Fabrao ci spiegava, tutti i giochetti per l'eventuale ripescaggio, oppure fate un campionato sulle vostre, cercando comunque di raggiungere il massimo degli obiettivi, ma senza avere un obiettivo preciso? Ma guarda, innanzitutto ti rispondo subito dicendo che l'obiettivo della società, ma non lo dico io, insomma, obiettivo dichiarato anche dallo stesso presidente, il direttore sportivo, è quello di arrivare al terzo posto. Poi è chiaro che sappiamo tutti che le difficoltà sono tante, c'è una squadra che in questo momento, per quanto ci sia ancora di mezzo, insomma, con la vittoria a tavolino, no? Che ancora un po' dà fastidio a Sacile, insomma c'è il Belluno che insomma in questo momento occupa quella posizione, certo, e che sta obiettivamente insomma facendo bene. Diciamo che quello è l'obiettivo, perché insomma si ritiene di avere, ripeto, tutte le carte in regola per arrivare alle spalle delle due corazzate che, come hanno visto, come si è dimostrato anche nelle partite che si sono svolte in queste prime giornate del 2014, poi alla fine sul campo la Sacilese non ha palesato tutta questa inferiorità. Col Marano sappiamo aver perso di misura e con un gol probabilmente evitato da fuorigioco, e poi il Pordenone invece è bloccato addirittura sul pareggio, se no è rischiando addirittura di vincere la partita. Per cui diciamo che l'obiettivo è quello appunto di arrivare ai terzi, consapevoli chiaramente che c'è una squadra molto giovane, adesso come avrete letto, è una squadra che non avrà neanche più un attaccante di un certo spessore, di una certa esperienza come Filippo Fabbro, che appunto ha scelto di lasciare la squadra di comune accordo, visto anche le problematiche che erano emerse negli ultimi tempi, per cui insomma l'obiettivo è quello, però partendo da delle basi importanti, ma ricordiamo sempre anche da una rosa molto giovane. Ecco, proprio mi volevo ricordare a questo, abbiamo visto appunto questa polemica nata proprio alla fine della partita di domenica scorsa tra Fabbro e il mister, no? E appunto questa decisione in settimana di Fabbro tra virgolette, di andarsene, no? Sì. Ma da dove nasce, se posso essere leggermente polemico, da dove nasce questo contrasto? Cioè lui aveva giocato le prime partite, correggimi se sbaglio, e non aveva dato l'apporto, no? L'apporto che la Sacilese si aspettava, visto appunto la statura di questo attaccante. È subentrato al suo posto Fraccaro, ha segnato a ripetizione, ricordiamo che Fraccaro è a quota, adesso te lo dico perché 6 gol, sì, ma 6 gol in non tantissime partite, ricordiamo che le partite giocate. Gemma ride, vabbè. Sì, perché qua c'è il giochetto con la Sara ma no, io ho una cosa in sospeso con Alberto, di Pippo Fraccaro, la maglietta. Ecco. Allora no, Fabbro non è un ragazzino, no? Mentre Fraccaro è molto giovane. Perché si è incavolato così, se in un periodo, come ci diceva proprio prima anche il preparatore atletico dell'Udinese, si può avere un periodo di calo, comunque mi alleno, mi impegno, in questo momento Fraccaro dà più risultati, invece lì c'è stata questa presa di posizione di Fabbro. Guarda, io penso che spiegare perfettamente, ecco, quello che poi sia scattato anche nella sua mente sia obiettivamente difficile, e questo può dirlo solamente lui. Certo. Tu dici bene, insomma, il campionato è iniziato nel migliore dei modi, perché bisogna ricordare che insomma, ecco, una cosa ci tengo a precisarla, sì. Filippo, a prescindere poi dai gol, che insomma magari non sono sicuramente arrivati nella misura che lui si attendeva, che la società si attendeva, ha sempre garantito un massimo impegno e massimo sacrificio. Sì, ma infatti non discutevamo di questo, attenzione. Questo gli va riconosciuto, questo è veramente un ragazzo che si è sempre messo a disposizione dei compagni più giovani, proprio anche come dicevi tu, uno della sua esperienza, uno che ha giocato in C2, che ha fatto anche quasi 10 gol in C2, per cui insomma probabilmente sai, ci sono quelle stagioni in cui poi
è molto difficile invertire delle tendenze. Lui è entrato quasi in una sorta di, probabilmente di imbuto nell'ultimo periodo, in cui ha fatto fatica a segnare e sono arrivate le prime panchine, perché sappiamo bene, no, che ecco, Zionelli, questo bisogna, adesso a prescindere che si trattasse di Fabio o di qualunque altro, ha dimostrato di non guardare in faccia a nessuno. Nel momento in cui c'è da fare un cambio, a prescindere poi dal curriculum del giocatore, l'ha sempre fatto, ed è un giocatore ed è un allenatore, chiedo scusa, che ha avuto anche parecchio coraggio, perché puntando anche su diversi giovani, lanciando anche dei 96, insomma, per cui giocatori che ad esempio potrebbero, sì, che ha di un'età addirittura più giovane di quella imposta dal regolamento. Per cui ecco, e probabilmente ecco, diciamo, io penso che sia proprio un trend, una tendenza da cui alla fine si è fatto fatica a uscire, nel senso che ormai probabilmente la squadra aveva trovato degli equilibri anche senza di lui, e lui ha fatto fatica probabilmente a rimettersi in gioco, anche perché probabilmente ha visto che la squadra aveva trovato degli equilibri, e già negli equilibri alla fine ha preferito, anche se ripeto ancora non c'è nulla di ufficiale, però insomma si va verso una risoluzione insomma, consensuale con il giocatore. Benissimo. Pier Antonio, ti ringrazio. Ti lasciamo con la tua bimba. Con la tua bimba, però questa non è una minaccia, è una promessa minaccia. Ti avverto che domenica sarà in compagnia del nostro Alberto Commisso per Tamai Sacilese. Sì, domenica un grande derby, vi ricordo a proposito che inizierà un'ora dopo rispetto all'orario ufficiale, perché la partita inizia alle 15:30, non alle 14:30, una richiesta fatta dal Tamai a cui la Sacilese ha diciamo, dato il suo benestare, penso motivata anche dal cercare insomma, di fare un pubblico insomma, più numeroso di quello che si dovrebbe. Ecco. Benissimo, ben volentieri, sono contento di vedere Alberto come qui con noi. Il piacere è mio, Piero, come sempre. Benissimo, grazie a Pier Antonio Stella. Buona domenica. Arrivederci. Grazie a voi, un abbraccio. Ciao Piero. A domenica. Alberto, questa maglietta sudata di Fracaro non è mai arrivata? No, io l'aspettavo. È un punto dolente Poi è un questo, cimelio, Sara. perché Adesso poi la un pareggio. Perché è dolente? No, ma perché? Perché io ti ho fatto una promessa e questa promessa cercherò entro la fine del campionato, cioè entro maggio, di mantenerla. Come entro maggio? Devi portarmela questa domenica? Sì, ma cioè non è Io che posso pensavo andare di negli spogliatoi a chiederti il rubargliela. calzino. Adesso me la vuole dare, sì. Ma già domenica è l'occasione, poi magari torna a segnare. Mi intrufolo con Antonio Stella, mi fa il apripista e te la porto. Gli dimostri la mia foto. Allora, un attimo Gemma. Va bene. Dei messaggi che Sì, sono arrivati. allora no, ferma con i messaggi perché ci sono due aggiornamenti in Serie A e allora Pamela Bonesso con la Serie A. Allora, Atalanta-Napoli 2-0 per l'Atalanta. Catania-Livorno ha appena segnato il Catania e sono 2-2. Perché Livorno su rigore è andato sul 2-1, ricordiamo. E Chievo-Lazio 0-2 per la Lazio e Sassuolo-Verona 0-1. Sassuolo-Verona 0-1. Controlla intanto Gemma se qualcuno ha messo Sassuolo-Verona 0-1 perché mancano 15 minuti, 15 minuti più recupero. Giovanni, Leggere al volo questi messaggi Sì, che sono che arrivati dopo- da un po'. Dicono allora: uno, buonasera, mi chiamo Claudia, volevo fare i complimenti a quel bel ragazzone in giacca, Luca, vero? Sì, Questo qui? quello con la coppa. Immagino di sì. Poi è arrivato anche un altro messaggio sempre per Luca che dice: Luca, sei bello con il tuo trofeo, firmato Cinzia. Ah, è la Cinzia. Ciao Ciao, Cinzia, Cinzia. ciao. Ecco, poi altri messaggi. Uno, lo saluto anch'io, si chiama Zack. Sì. Si scrive che dice che sei un grande e poi condivido con lui una fede calcistica che è la Roma. Che infatti dice Forza Roma lui. Guarda, no, allora, io mi auguro, lo dico pubblicamente, che la finale sia Roma-Udinese, no? Ah, a posto. E siccome io so come finirà se la finale è Roma-Udinese, avverto tutti gli abitanti di Pesci in Canna che per tutta la notte sentiranno l'inno dell'Udinese in giro per il loro paese, visto che Zack, ricordiamo, abita a Pesci in Canna. Ecco la fede che ci accomuna. Prego. L'ultimo messaggio al volo dice: Pamela, sei bella come un mandolino. Adesso io capisco il sedere a mandolino, ma essere bella come un mandolino. Questo liuto così bello. Cioè. Si può dire che è dolce anche il mandolino, no? No, per niente. Non è uno Come strumento no? musicale il mandolino. Sì, ma non è uno Scusa, strumento GP. dolce perché è molto molto No, alto ho come capito, ma tonalità. quando si dice che uno ha un bel sedere a mandolino, Sì. perché beh, ha una bella forma Sì. dolce, arrotondata, quindi immagino sia una cosa bella. Speriamo.
Poteva finiti i fare di messaggi. meglio questo. Allora io prima di ringraziare naturalmente Claudio, Scusa Giovanni, volevo... esatto, ecco, facciamo le ultime domande, prima Edi e poi io che ho una curiosità da chiedere. Ecco, anch'io volevo, se mi soddisfava una curiosità. Tu hai cominciato, Claudio, con i dilettanti, no? Quindi una preparazione che naturalmente differisce di molto da quella che è sotto il profilo delle attrezzature, di quello che ti viene messo a disposizione. Ecco, tu quel periodo lì, quando eri con i dilettanti, lo ricordi così con un sorriso oppure ti è stato molto utile poi per il tuo lavoro nelle squadre che naturalmente poi sono di massimo? Io devo dire che ricordo con grande orgoglio il fatto di aver lavorato a quei livelli, perché comunque per me sono stati una palestra professionale importante, anche perché comunque non sono stato in squadrette, ma sono stato in squadre dove comunque c'era già un bagaglio umano importante, vedi Vannatisone, vedi Manzanese. Già con obiettivi, insomma. Sì, in effetti nella Vannatisone abbiamo fatto 3 promozioni di seguito, poi alla fine hanno detto boh, basta perché non si può andare avanti, nella Manzanese pure, quindi c'erano... E poi anche perché avevo sempre creduto nella possibilità di investire su me stesso, non soltanto facendo il solito trend che magari una figura come la mia ancora non era riconosciuta completamente, ma che comunque doveva guadagnare i suoi spazi a suon di risultati e con professionalità. L'investimento che io ho fatto è stato proprio quello relativo a spendere dei quattrini proprio per quanto attiene a tecnologia innovativa, della quale io sono stato, credo, tra i primi a utilizzarla, e quindi credo di aver fatto un salto di qualità, anche se gli scettici mi dicevano all'epoca butti via i soldi, ma così, ma colà. Io ho creduto e alla fine ho avuto ragione, insomma, perché poi molte delle cose che ho fatto all'epoca si sono rivelate attuali quando sono entrato nel professionismo. Ecco, e poi un'ultima considerazione: quali sono gli infortuni più difficili da recuperare e se trovavi più impegno quindi anche nei recuperi da parte dei ragazzi che giocavano nelle squadre semiprofessioniste rispetto a quelle? Sicuramente nei professionisti diciamo che c'è un'organizzazione medica importante, no? Dove c'è la possibilità di utilizzare strumentazione per la valutazione del trauma, ci sono medici all'altezza, ci sono fisioterapisti all'altezza, e quindi c'è tutta una serie di interventi che vengono fatti in successione dal trauma in poi fino alla messa in campo, quella che viene cosiddetta la riatletizzazione, che è di compito nostro. Oggi anche sotto questo aspetto sono stati fatti passi da gigante veramente notevoli, sia per quanto attiene le conoscenze, sia per quanto attiene proprio l'organizzazione strategica dell'intervento pertinente al trauma, appunto. Mentre nei dilettanti un po' ti devi affidare all'esperienza e poi ti devi affidare anche un po' a quello che è il buonsenso, no? Dove tu il recupero magari lo ottieni in tempi più lunghi proprio perché vai un pochettino avanti a prova, così a piccoli passi, secondo i criteri che sono quelli non soltanto delle conoscenze ma anche quelli della razionalità, no? Infatti si dice usa scienza e coscienza, ecco, quindi credo che sì, anche sotto questo aspetto credo di aver fatto una bella dose così di esperienza, proprio perché i traumi certamente sono, credo, quelli muscolari più difficili da gestire, e anche voi per gli allenamenti che nei dilettanti vengono fatti. In genere io credo che l'80%, 90% dei club lavorino la sera, quindi ci sono annessi e connessi, temperatura, eccetera, terreni. Anche la natura dei terreni non è sempre quella migliore, vedi la pioggia, vedi il ghiaccio, vedi il sintetico e così via. Quindi, poi non ci sono i mezzi naturalmente per poter ritenere esatto. Oggi si parla, se noi elenchiamo quello che abbiamo a disposizione all'Udinese Calcio, veramente uno dice dove siete? Siete all'università? Sì, esatto, quindi noi abbiamo addirittura il fisiologo, siamo in 5 preparatori,
abbiamo 6 fisioterapisti, abbiamo 3 medici, abbiamo il dietologo, abbiamo quindi E poi le migliori attrezzature. abbiamo una tecnologia veramente all'avanguardia, cosa che è un fiore all'occhiello della nostra realtà, perché il nostro presidente, essendo un uomo capace di creare organizzazito e di aver avuto a che fare con una tecnologia di alto livello nelle sue aziende, ci ha dato molte possibilità per poter così realizzare degli attrezzi che possono essere utili al nostro lavoro, e quindi metterci a disposizione anche i suoi esperti, insomma. Bene, io direi di ringraziare Claudio Bordon, ti ringrazio, facciamo un applauso. Naturalmente un grandissimo in bocca al lupo per martedì. Ci sveli? Niente, non No, stamattina avete fatto allenamento, almeno dici qualcosina. No, niente, l'allenamento è stato Defatigante. diviso in due fasce. La fascia dei giocatori che hanno giocato, che hanno fatto un allenamento di rigenerazione e di recupero, dove hanno svolto attività in bike per smaltire i cataboliti che hanno prodotto, hanno fatto un piccolo lavoro di forza e un piccolo lavoro di core, oltre ad aver poi reintegrato liquidi e carboidrati immediatamente dopo l'allenamento, mentre l'altro gruppo, essendo tutti i campi impraticabili, abbiamo lavorato nella tensostruttura, dove abbiamo fatto un lavoro tecnico e un lavoro misto, un lavoro fisico, quindi questo è quanto. Perfetto. Questo è quello che può dire. Bene, Poi ci io vi accontentiamo. ringrazio la vostra ospitalità e anche la vostra goliardia, se mi permette. Comunque, ne andiamo fieri di perché questo. è stato divertente e non, come molto spesso accade, Noioso. mediante. Lo so. Questo per fortuna ce lo dicono tutti. Almeno Allora, questo. sì. Ringraziamo Claudio Bordon, ringraziamo naturalmente l'Udinese Calcio che ci ha dato la possibilità di averlo qua in studio con noi. Noi facciamo la barra pubblicitaria. Quando rientriamo forse c'è qualcuno che sta vincendo il gioco. Il frigorifero. Qua sì, su Facebook. Qua sì, su Facebook, però bisogna vedere anche gli orari, no? Chi ha Sì, scritto per esatto, primo, eccetera. e poi deve ancora finire la partita perché finché arbitro non Infatti, fischia, infatti. partita non è finita, diceva qualcuno, e poi parliamo con tutti gli altri amici perché abbiamo buoni 20 minuti di stare insieme e di parlare di tutto il resto. Tra pochissimo, 4 minuti, l'altra domenica allo Sport Triveneto in poltrona. a tra poco. Passa prima da In Outlet, spaccio aziendale elettrodomestici grandi marchi. In Outlet Friuli, a Pradamano dietro al Bennett, a Roveredo in Piano dietro a Bartolini. Stile, carattere, prestazioni. Prova una passione integrale. Subaru, il marchio sinonimo di trazione integrale. Sina Auto, tutta la gamma Subaru la puoi vedere e provare da Sina Auto. La passione integrale. Sina Auto, concessionaria esclusiva Subaru per Pordenone e provincia. Noi vi vogliamo sorridenti. Ottoboni Dental Clinic. Siamo un'equipe di professionisti. Vi offriamo i servizi più evoluti per la cura e la salute del vostro sorriso. Ottoboni Dental Clinic. Le nostre cure dentali sono garantite nel tempo, in un contesto rilassante, per offrirvi il trattamento più efficace. Ottoboni Dental Clinic. Noi vi vogliamo sorridenti. Ottoboni Dental Clinic. Passione per il sorriso. In centro a Pordenone, in piazzetta Ottoboni 4C. Fissa un appuntamento senza impegno telefonando allo 0434 27 28 6. 20 anni. 20 anni di birra, di gusto e di splendide serate. La Cerveseria. Ma che birreria? È la Cerveseria. Squisite specialità come il panin con rosto, la nostra nuova specialità. E poi galletto ai ferri, il mega würstel, lo stinco alla bavarese, il cosciotto e la lubianska. 20 anni di Cerveseria. Tanti tipi di birra per i gusti più esigenti. La Cerveseria in Viale Madonna di Rosa a San Vito al Tagliamento. L'amore per il verde, la passione per i colori. Giardino Fiorito, una vasta scelta di piante e fiori. Il posto ideale per trovare tutti i prodotti per la cura delle vostre piante e la cura del vostro verde. Giardino Fiorito, anche una vasta gamma di piante da orto e stagionali, terricci, vasi in plastica e terracotta. Dove c'è verde, c'è Giardino Fiorito. A Porcia, via Sant'Antonio 18, sulla statale Pontebana. Delizioso!
delizioso! Le pizze, la gastronomia, i mega panini, gli snacks, tutto con i migliori prodotti e tutto direttamente a casa tua. Al Buon Gustaio, se vi siete stufati di cucinare, al Buon Gustaio, tutto pronto. Le pizze con 3 impasti diversi, tradizionale, ai 5 cereali, Kamut, i mega panini, gli snacks, le piadine, le insalatone. Al Buon Gustaio. E se fai una festa, ci pensiamo a tutto noi, per banchetti, pranzi o cene. Tutto direttamente dove vuoi tu. Chiamaci al Buon Gustaio. Keep your spirit alive. Nuovo RAV4, da sempre il SUV. Oggi diesel da 23.500 euro. Vieni a provare il nuovo RAV4 presso Carini Auto, concessionaria esclusiva Toyota, Viale Treviso 27A, Pordenone. Allora abbiamo un nuovo ospite in studio per presentarla, Sara Cecchetti Woodcock, di professionatrice, ben arrivata, bentornata. Sì, grazie. Mi sembra di averti già vista, no? Finalmente ti siedi anche tu. È bellissimo. Sei nella poltrona del tecnico mentre il Catania va a pareggiare una partita incredibile. Allora, Sì, hanno sognato tutti quando mi sono seduta. Esatto, allora la nostra Pamela adesso ci aggiorna quando manca, quanto i tempi di recupero mancano. Prego. Allora, Atalanta-Napoli 3-0, Catania-Livorno 3-3, Chievo-Lazio 0-2, Sassuolo-Verona 0-2. Bene, cosa ci fa comodo Omar e cosa no? Alla fine quello che ci fa comodo un po' in generale, perché grazie al pareggio Catania e Livorno si stanno suicidando da sole, la Lazio ci sta facendo un piacere a Verona col Chievo che sta vincendo. Che però viene sabato, quindi arriverà vabbè. arrabbiato. Però intanto oggi perde, Sì, quello certo, è l'importante. mantieni le distanze. E il Verona che sta vincendo col Sassuolo, ma qualcuno diceva una volta che il Sassuolo non dovrebbe essere un problema per l'Udinese. Però l'importante è che dietro è 0-1, 0-2? 0-2, ha segnato Toni in contropiede. Toni in contropiede, allora io prego Sara da una parte e Gemma dall'altra di controllare il risultato Sassuolo-Verona 0-2 se c'è qualcuno. Giovanni, guarda, io a memoria ti dico che c'era una Manuela che aveva dato un 0-2 proprio poche ore fa. 1-0-2. Gemma? Non ho trovato ancora nessuno, perché tutti davano per vincenti il Sassuolo. Lì, Sassuolo. Sassuolo, e ci sono dei messaggi GP che volevo leggere. Sì, Volevo salutare anche Betta che ci ha scritto un messaggio dicendo funziona. che vuole sempre Pamela Benessere in trasmissione. Benissimo. E Quindi poi tu sei, come si dice, bipartisan, donne e uomini, va bene tutto, bene. Poi ancora Forza Dar Team Pascià dai ragazzi di Praturlone. Sì. E sono arrivati dei messaggi vocali. Sì. Facciamo sentire uno? Sì, se vuoi possiamo Sì, provare. lo avviciniamo al microfono. Sì, avvicini il proviamo. microfono. Ok. Si è sentito? Sì. Noi sì. Noi sì, speriamo anche in TV. Ecco, e poi ancora un messaggio che dice: per caso Luca organizzi squadre di freccette femminile? Sì, anche quello, basta rivolgersi a qualsiasi bar Pascià. Esatto. Presso qualsiasi bar Pascià vi daranno il mio numero di telefono poi per organizzare squadre, perché comunque faccio anche delegato della FIDER per la provincia di Pordenone. Ecco, poi è arrivato in mezzo a tanti complimenti giustamente anche una critica. Sì. Ci scrive Paolo di Udine e dice: perché avete chiamato rappresentanti della scherma udinese se continuate a parlare solo di calcio? Potete anche mandarli a casa. Beh, a parte che sono belli da vedere, quindi comunque li terrei qua. Infatti, Perché poi comunque ricordiamo che c'è stato già un intervento, adesso proprio torniamo a parlare con Paolo, no? Paolo Diana, ricordiamo, dell'associazione sportiva udinese del settore scherma. Dunque domani comincia questa bella cosa, no? Che poi prosegue con questi campionati giovanili. Sì.
come vi siete preparati? Visto che avevamo un preparatore atletico, come vi siete preparati voi per questi grossi appuntamenti, no? Soprattutto per i campionati? Beh, c'è dietro un allenamento che dura dall'inizio della stagione per migliorare alla finale meglio le tecniche per poter appunto prestare meglio durante la competizione. E infatti per questa gara, cioè oltre all'evento che verrà alla nazionale in sede, ma abbiamo anche ospitato una gara a livello nazionale, il campionato italiano cadetti e giovani, dove i nostri punti di forza della ASU, gli atleti della ASU andranno a partecipare a questa gara, sono Alessandra Segato e Francesca Tauro, e sono lì appunto preparate per fare questa competizione così importante che si trova a Pala Indoor in Via Maio, e siete tutti invitati se volete venire a vedere questa competizione. L'ingresso è gratuito. Ecco, allora dai le date precise, gli orari, perché ci sono tanti che ci ascoltano da casa e magari sono anche Sì, gli orari, allora dunque le date precise sono il venerdì, sabato e domenica. Gli orari sono cioè praticamente la gara dura tutto il giorno. Sì. Potete venire quando volete, e se volete vedere i finali in genere inizieremo intorno alle 5 di sera. Bene, allora Gabriele, tu è il primo anno che sei entrato in squadra, no? È il primo anno che fai o sei il primo anno dei giovani? No, il primo anno giovani. Dei giovani, quindi hai fatto il salto di categoria. Sì. Ecco, tu partecipi a questa competizione? No, purtroppo quest'anno no, ho partecipato per gli altri 3 anni, però quest'anno è andata male e non mi sono qualificato. E come mai, scusa? Non hai avuto tempo di allenarti bene? No, l'anno no di ogni atleta. Psicologicamente la testa ha giocato un brutto scherzo quest'anno e non ce l'abbiamo fatta. Paolo, come mai Gabriele non si è qualificato? Beh, può capitare che ci sono dei momenti degli alti e bassi di ogni Certo. atleta, e quindi potrebbe succedere che arrivi così in basso, ma sono sicuro che Bianco, Gabriele è tenace, quindi potrà ritornare in vetta. Certo. come Poi ha un come- bronzo, tra l'altro quest'anno ai mondiali Under 17, pardon, al Mediterraneo Under 17, Ma poi, 2013. poi aggiungo che comunque la ASU è un'associazione sportiva di alto livello, quindi abbiamo Certo. anche il maestro Piraino, che è figlio d'arte di Filippo Piraino, quindi sono sicuro che attraverso il suo lavoro con Bianco riusciranno a ritornare in vetta. Certo. O dunque, in Serie A sta succedendo di tutto, Sì. soprattutto no, Pamela a Sassuolo, perché c'è di tutto. Ha segnato il Sassuolo e infatti adesso sono 1-2. Uno a E niente, due. io volevo dire che la Manuela vince il frigo, ma La Manuela non Non vince vince più il il frigo. frigo. Mi Allora, dispiace, Manuela. cerchiamo se qualcuno ha messo 1-2. qui su Facebook no. Ha segnato una vecchia conoscenza, Eddie dell'Udinese, vedi? Sì, Vero? Floro. Certo, Floro Flores, e vabbè. Invece, come ci si allena per il torneo 11 contro 11 di calcio a 5? Il capitano della squadra perdente, Andrea Serio. Vabbè, avete preso la finale, non è colpa mia. Vabbè, ma non presentarlo così, poverino. Scusami, della seconda classificata, intanto è la stessa cosa, no? Beh, come si trattano gli ospiti allora? Giusto. Quando mi trovo in piazza Cordenoso. Giusto per rimanere in argomento, sicuramente la dieta è fondamentale, quindi Sì, esatto. aperitivi e frittole a volontà, che va sempre bene. Ripiene, però. Ripiene. No, diciamo che è importante allenarsi, tra virgolette, in ogni momento libero. Noi ci troviamo spesso al bar, specialmente al bar, e ogni momento buco che abbiamo lo dedichiamo a giocare tra di noi, e affrontarci, ridere, scherzare, anche per creare quel legame fondamentale per poi appunto riuscire a creare una squadra, creare un gruppo unito, e fare delle trasferte, andare di qua, di là, tutti insieme, ecco. Quindi è anche divertente, voglio Sì, dire. no, assolutamente divertentissimo. Difatti volevo fare i complimenti agli organizzatori per la trovata, per anche l'organizzazione stessa, perché assolutamente noi ci siamo divertiti, penso di parlare a nome di tutta la squadra, a fare questo torneo. Ecco, invece chiedo a Iva, anche invece capitano della squadra che ha vinto, quando si gioca il calcio balilla, quello normale, non l'11 contro 11, cioè 2 contro 2,
si fanno degli schemi. Io mi ricordo quando ci giocavo c'era lo schema, ma quando si gioca in 11 contro 11 con 7/9 palline sul calcetto, cosa succede? Diventa un po' più difficile. Sì. Diciamo che valgono molti i riflessi, diciamo. Sì. Perché alla fine, avendo anche 7 palline, quindi bisogna essere molto veloci. Semplicemente, è tutto lì. I riflessi di una squadra che si chiama quei del banco, vorrei capire mantenerli fino alla fine è dura. Ma sono squadre miste, vero? Però no, qua sono tutti uomini. Però sono squadre, in generale sono squadre miste. Qualche ragazza che... Qualche matta. Sì, esatto. Che si butta in mezzo a questi. Valentina, tu hai partecipato? No? Perché? Solo spettatrice? Non so giocare a calcio balì. Esatto. E invece Laura? No, però vorrei ricordarvi che da marzo, metà marzo, riprendono anche le iscrizioni per questo torneo. Possiamo rivolgerci direttamente a Luca o nel sito Facebook Pascià Sport Event. Forza Event. Che poi d'estate questo torneo, sicuramente con la bella stagione, non sarà più indoor ma sarà all'aperto? Col chiosco. Beh, è comunque uguale, anche indoor e col chiosco credo. È vero. E invece sempre saltiamo dal calcio a 11 perché parliamo sempre di questa grande organizzazione che è il Pascià Sports Event. Facciamo vedere delle belle immagini girate, anzi riprese proprio da Luca credo, ma anche no perché ci sei anche tu, di questo terzo posto che è una squadra friulana, appunto la squadra di San Vito, delle Freccette, eccoli qua. Hanno conquistato a Bolzano, quindi tu ci hai detto prima che le altre squadre hanno fatto la campagna acquisti, cioè non erano le squadre formate, invece voi siete arrivati a questo risultato con la vostra solita squadra. È un gruppo di amici. Certo. Prima di tutto siamo un gruppo di amici e dopo ci troviamo un paio di sere alla settimana per allenarci assieme, poi quasi tutti quanti abbiamo un tabellone da punta in ferro, una macchinetta elettronica a casa per farla mezz'oretta al giorno. E poi giriamo tanto l'Italia a fare tappe nazionali, tornei per scontrarci contro altri giocatori per poter crescere ancora, per arrivare a questi livelli. Certo. Che poi soprattutto le immagini delle premiazioni finali sono molto belle, quindi è una grossa organizzazione. Sì, anche perché quest'anno c'erano 450 squadre con quasi 3.000 atleti. Assolutamente. La nostra categoria, la Serie A, la categoria più alta, diciamo. Ecco, in queste immagini si vede l'organizzazione, Sì, perché esatto. tirare su un palco simile. È una federazione che da 20 anni ha festeggiato quest'anno il ventennale. E parliamo di quasi 11.000 atleti tesserati per 11.000 questa atleti federazione tesserati. in tutta Italia. E la preparazione per quanto, visto che parlavamo, tutto il tema della puntata è stata la preparazione, è solamente giocare tanto? Allora, l'allenamento serve per mantenere il braccio, poi ci vogliono le partite non contro il compagno di squadra, ma contro altri avversari per poter combattere la tensione di gara, la paura, perché tu alla fine giochi con un avversario, ma il tuo primo avversario è il tuo punteggio, perché si parte da un 501 e bisogna arrivare a 0 prima dell'avversario. Certo. Dunque, non ho ancora capito il nostro sondaggione, visto che siamo quasi in chiusura, se la Pamela Gemma rimane o meno la settimana prossima da questo sondaggione che è partito, ricordiamo, alle 14. GP, io penso proprio di sì. Sì? No, ma sì. anche perché se vai a vedere eccola, se la Pamela si arrabbia, guardate che cosa riesce a fare, no? Eccola qua, quando lei si arrabbia non è molto da scherzare, perché sì, tanto bella, carina e brava, ma eccola qua. Con lo spadone. Sì, con lo spadone, qua è un suo ex fidanzato che è andato a dire rimettiamoci insieme e invece ecco com'è finita. Invece no. Ecco, qua invece era già più tranquilla, qua si stava riposando dopo la battaglia. Allora, Gemma. Sì? Ti vedo col microfono in mano, perdonami, penso che devi dire qualcosa. Stavo guardando Pamela quando si incazza, quindi è meglio che rimanga, che torni, voglio dire. È meglio no? che rimanga? Sì, direi di allora, hai qualcosa da dirci dalla regia? No. No, bene. Sì, però io volevo dire che Andrea non ha mostrato la targa, il premio. Sì, Andrea. Alle 2. Scusami, Se non eccola faccio qua. le cose io Sì, in ma questo studio. è il cartello, aspetta che ti Aspetta, mi tiro più guardiamo. Io siccome sono tanto amico suo, voglio Eccolo fare lì. vedere, qua, vediamo se si legge, è vice campione, No, no ma campione, Giovanni, basta. vice campione, perché i campioni sono
in curva nord. Insomma, io volevo dare una soddisfazione. Allora, se giriamo la telecamera di là, vediamo la targa dei campioni. Ecco. C'è una guerra tra tribune praticamente. Tra curve, curve, come è giusto che sia, no? Come sempre è. Anche le due squadre sono di due comuni diversi. Fiume Veneto e Cordenons. Ecco. Infatti posso assolutamente anche a nome di Marco di salutare tutti i nostri amici di Cordenons che ci stanno seguendo e ci stanno mandando messaggi e chiamate ogni qualvolta veniamo inquadrati. Bene, cosa dicono questi messaggi, se si può dire in televisione? Non li ho ancora letti. Ah, non li ho ancora letti, no, perché se no si poteva vedere. Che dice: chi sono i ragazzi del team Pascià? Ricordate i nomi, il vostro ex boccia. Ecco, allora, capitano sono io, poi abbiamo Ivan Baral, il fratello Christian Baral, Angelo Bortolussi, Patrick Susanna, Francesco Bennati e Walter Sandrin. Mi sembra di averli di tutti, no? Beh, penso di sì. No? Ci siamo tutti. Vuoi ricordare tutti gli 11 della tua squadra, tu Andrea? Non te li ricordi? Non mi ricordo. Assolutamente, non avevo dubbi. Eravamo tutti forti, dai. Sì. Ivan, tu ti ricordi i 10/11 componenti della tua squadra? Ce ne sono tanti. Saranno 11. Oh, avete le riserve? 15, ci sono anche le riserve. Sì, no, erano tanti. Ah, bene. No, ringraziamoli tutti. Sì. Giacomo, Simone, Daniel, Cristian e tutti gli altri amici. Tutti gli altri. Massimo. La funzione Due è quella di mettere in difficoltà. Sì, davvero, ormai sei terribile. Ma tanto anche l'inventavi, loro non lo sapevano. Sì, appunto. Questo è vero. Magari però quelli a casa fanno un po' come le formiche dopo, a volte si incazzano se non glieli ricordi, no? E allora direi di ricapitolare la 22esima giornata di Serie A perché tutte le partite sono finite, vero Omar? Sì. Omar, confermi? E allora Pamela, se ci dai tutti i risultati. Allora, Atalanta-Napoli 3-0, Catania-Livorno 3-3, Chievo-Lazio 0-2 e Sassuolo-Verona 0-2. 1-2. E la Juventus è sola a 56 punti, vorrei dire. La Juventus gioca senza con l'Inter, ricordiamolo. Lei cosa pensi che possa perdere? Sì. Sì, qualcuno ha detto di sì? Chi è stato? No, non è così. I soliti gusti. Forza Juve. Può succedere, dai. No, ma c'è da sottolineare che dopo i risultati di oggi, in attesa di Juventus-Inter, di questa sera c'è una chiara fuga Juventus-Roma per quanto riguarda il discorso qualificazione Champions League. Il Napoli invece riapre i giochi dopo la sconfitta di Bergamo per il terzo posto, dunque per il cosiddetto preliminare. La sconfitta della Fiorentina di ieri sera a Cagliari ha rimesso in gioco anche il Verona, che adesso con il quinto posto insomma si fa sotto per quanto riguarda il posto del secondo turno preliminare di Europa League. E poi c'è l'Inter e il Torino, il Parma in attesa di recuperare la partita con la Roma. Insomma è una classifica di Serie A è di 3, forse 4 campionati, no? In uno. Sì, adesso l'Udinese con 23 punti a 6 dalle 3 squadre che praticamente sono attualmente retrocesse, quindi respira un pochino. Davanti credo che la Juve non abbia grandi concorrenti, anche se la Roma ha 6 punti, però insomma credo che come squadra sia sicuramente, anche sia sul profilo tecnico che anche prettamente fisico, proprio dalla mentalità, dal temperamento, un gradino più su rispetto alla Roma. Dietro il Napoli sta perdendo colpi, io appunto terrei d'occhio sia la Fiorentina che il Verona, anche se il Verona ha perso con tutte le grandi. Certo. E qui è sicuramente un limite da parte della squadra di Mandorlini. Magari una squadra che era partita per non retrocedere. Certo. Noi abbiamo un limite grosso che è la Gemma che si sta spazientendo perché dobbiamo salutare e dare l'appuntamento perché la regia se no ci taglia alla settimana prossima, perché sennò da Pordenone ci danno tanti totò sul culetto. Vediamo sul tuo. Ci vediamo domenica prossima con l'altra domenica allo Sport Triveneto in poltrona. Io posso stare in poltroncina anche domenica. Ma stai qua anche fin domenica prossima. Ciao, ci vediamo domenica e grazie a tutti. Ciao. Passa prima da In Outlet, spazio aziendale elettrodomestici grandi marchi. In Outlet Friuli, a Pradamano dietro al Bennett, a Roveredo in Piano dietro a Bartolini. La più bella moda uomo, il total look unico in perfetto stile italiano. Paolo Miotto, stile italiano, via 25 aprile 1, in centro ad Azzano